senhores e senhora, preste um pouco de atenção. Vai haver um grande baile hoje aqui neste salão, pois a sala já está pronta, com parafina no chão. Novidades estão chegando, mas eita que baile bom. Quanta prendinha bonita, de vestido a cintura, elas são muito vaidosas, perto do seu namorado. Eu sou um cuera de bom gosto, por isto sou preparado. Pode ser Laura ou Morena, todas caem no meu agrado. Você não quer meu amor, você não quer meus carinhos, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Você não quer meu amor, você não quer meus carinhos, você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho. Da roseira nasce espinho, mas nasce também a flor. Do meu amor é um carinho, do meu desprezo a dor. Orgulho não se carrega no fundo do coração. Se você não tem maldade, não me faça ingratidão. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Nós podemos criar novas histórias, novos aromas e novas memórias, sempre com muito afeto, com a lembrança daquele cheirinho especial e em momentos com as pessoas que amamos. Por acreditar nesse poder dos aromas e suas memórias, a Aquafest se reinventa todos os dias. Aromas que se eternizam na memória das famílias, indo muito além da limpeza perfeita e da incrível maciez, proporcionando-lhe não apenas mais tempo de qualidade com quem você ama, mas também fortalecendo suas relações e afetos que perduram para sempre. Cada produto é desenvolvido pelos melhores profissionais, utilizando a mais alta tecnologia e design surpreendente. Nossos produtos oferecem os melhores aromas e formulações de alta performance, proporcionando o melhor para a sua família. Aquafest, aromas que eternizam afetos. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia!
Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O protocolo é um tratamento inovador onde, com poucos implantes, possibilitamos que o paciente retome sua vida com mais qualidade, autoestima e bem-estar. E tudo isso com um belo sorriso no rosto. E sabe quem pode fazer esse tratamento? Vem cá. Você, isso mesmo, você que sofre com a perda de dentes e usa aquela dentadura móvel que não te deixa dar um sorriso sem preocupações. Como eu disse, esse é um tratamento inovador e nós aqui da Oura Única e Serafina somos especialistas nesse tipo de tratamento. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e vamos agendar uma avaliação. Ecco, buonasera, buonasera, siamo Driu Rivar con un altro filò italiano qua in cantina, qua a Serafina, qua a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Ciao! Che spettacolo, che maraviglia, che allegrezza, che vero gusto da arrivare a casa vostra, verdeme le porte, verdeme le finestre che non altri veniamo dentro, sia tel telefonino, tel cellulare, tel Facebook, sia la televisione, sia la tel YouTube. Noi altri arriviamo a casa vostra per parlarvi sopra la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra maniera da pensare, da parlare, di essere e da vivere. Come parla la nostra gente, i nostri pare, nonni, bisnonni, mi sono Edgar Locatelli Marostica, mi sono della terza generazione, sono discendente di Veneti, ecco, da mia famiglia Marostica e Locatelli. La mia famiglia di Marostica viene di Rosà, di Vicenza, mi sono vicentino, Maiagatti,
ecco, e siamo qua con tanto orgoglio, con tanta voglia da mantenere e promuovere la nostra lingua. Ecco, il nostro italiano, parlare qua del Rio Grande do Sul e del nostro Brasile, lingua di referenza culturale brasiliana. Ecco, allora qua si parla anche italiano. Parliamo in brasiliano, ma mi piace gran tanto perché abbiamo imparato con la nostra gente, con i pivecci, il sangue, le vene. Ecco, la manutenzione, la salvaguardia di questa lingua, va bene? Lingua di referenza culturale brasiliana, riconosciuta dal governo federale, la lingua co-ufficiale a Serafina in più di 30 municipi qua della nostra regione, anche al stato di Santa Catarina, e tanta gente ha caro da parlarla perché la lingua della mamma, la lingua che abbiamo imparata intanto se ciucea in braccio della mamma, picai su per la teta. Tanti di noi che ha 50-60 anni in su, la prima piandesta è stata in italiano. Può star sicuro di questo, abbiamo piandesto in italiano, perché quando imecunava, quando la mamma c'era a panza da mamma, ella la parlava tutto in italiano, allora non era di altro, abbiamo imparato la prima lingua in italiano. Dopo in scuola abbiamo cominciato a parlare il portoghese, la lingua che è stata tagliata, che è stata proibita per Getúlio Vargas dopo la seconda guerra mondiale, non solo la nostra, come tutte le lingue straniere, allora la sta perso tanto. E dopo che sta anche allora il bullying, che sta visto come una maniera di gente poareta, di gente porigrammi, di senza studio, di gente di poco valore, ma non era così. No, anzi se aveva il conoscimento e se aveva la nostra fede, religiosità, nostra cultura, nostro coraggio e l'imparare della nostra mamma, dei nostri, se anche chi era analfabeti o semi-analfabeti, se aveva una cultura, sì, e se difendeva qualcosa, no? Perché noi per sapere noi che andiamo bisogna anche sapere di dove siamo venuti e noi siamo gente di coraggio, di fede, di devozione, di lavoro, di tirarsi avanti, di portarsi avanti, per niente noi siamo mai venuti qua del nostro Brasile. Adesso noi diciamo che è nostro, ma i nostri migranti hanno patito tanto, tutti quanti lo sa, e stai praticamente parai via dall'Italia, no? E venuti del Brasile che ha il dottor Paolo Anquel ha detto nel programma che la grande maggioranza delle persone che sono state l'Italia, loro le crede che quando i nostri migranti arrivano qua nel Brasile, gli ha tutto pronto. Neanche strade non c'era. Non c'era la casa, non c'era la strada, non c'era la chiesa, non c'era la scuola, non c'era una comunità, non c'era un paese, non c'era niente. C'era matto, c'era la selva, c'era il bosco e c'era le bestie selvatiche, che tocca virarsi da maniera che ha potuto. E allora abbiamo una storia che non è altro come dire superazione. Superazione è la parola mai certa da nostra gente. E oggi noi stiamo qui, noi siamo qua, ecco, siamo stati vincitori perché abbiamo portato questa forza, questo coraggio, questa maniera di imparare, di sparagnare e di lavorare. La fede, la famiglia, il rispetto, tutte queste cose buone e se veniste in su in su desde quelli che se venissero dall'Italia, dai primi discendenti, seconda, terza generazione, veio de famiglia, esse aprendizado, essas coisas boas, esse legado, dá para dizer. Então hoje nós estamos aqui defendendo isso. Questa é a nossa ideia, a manutenção del nostro italiano, della lingua, della cultura, le usanze, i costumi e tutto quanto qua del nostro programma, come tante comunità, tanta gente. Io devo parlare con il fratello Sadinello qua che un solo non fa niente, mi è vero? Bisogna essere in tanti, cada un fa la sua parte, allora così se manteniamo forti e grandi. Questa è l'idea. Una buona sera a Valtri, stai insieme con noi, che noi andiamo fino alle 9 stasera. Ecco, che abbiamo diverse attrazioni come tutte quante le domeniche di sera, in nome dei nostri patrocinatori che Adilnet, provedor di accesso a internet in tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, alto desempenho nutricional para animais, vamos falar adesso con Flaurim Miliavaca,
e com toda a sua equipe, que é patrocinadora de Máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes de Nova Prata, abastecedora casquense, posto do Décio desde 1966. Pian Alimentos, a São Parcan, Gatti e Pesci de Paraí, para tutto quanto il Brasile e anche fuori, bota super leve Baspan, il meglio stival che capesta in il Brasil, Nova Cadernos, para cada estilo un caderno differente, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, Aquafest, aromas che eternizam afetos, prodotti di igiene e limpeza, altro che il saon de soda, vero? Supermercados Marim de Guaporé, Metal Mark, máquinas e equipamentos para a indústria alimentícia de Guaporé, DR Construtora Incorporadora, que fa prédi a Serafina, a Encantado, a Farroupilha e Guaporé, che ha appartamenti a vendita, capio? Direto col Paron, 549-8124-1063, Oral Única e Clínica Odontológica, venha viver de frente, tenha um lindo sorriso, levante sua autoestima, acabou o tempo de cavar via dente, piantar su chape, mestieramento, hoje o negócio é moderno, mais simples, mais tranquilo, porque tem muita tecnologia, tem estudo, tem conhecimento, tem capacidade, e tem capricho, e a Oral Única tem uma equipe especializada em atender bem as pessoas. Medaforros em PVC, quer dizer, na empresa, mais pica, vai imaginar no antes sair da madeira e ver um plástico, mester vero, em PVC, quase como um plástico liviano, guarda ciò, que ele é quase como na madeira, quer na empresa qua de Nova Bassano, que abbiamo anche Miriam Alimentos, Condimentos, Chás, Tempero, Sais, Brigadeiro, Doce de Leite, Doce de Fruta, Dr. Paulo, tem que é tempo de vir su ancora. O ketchup da Miriam é fantástico, é buonissimo che mai, mas tem uma infinidade de produtos, ecco, a Miriam Alimentos, que é uma empresa de Serafina Correa. Acabamos de mencionar anche a Clanovix, Britageria Industrial, Terrapiana, Asfalto adesso anche. Eita lá! De Santa Gemma, San Domingos do Sul e Nova Prata. Clanovix é um sobrenome de polonês, porém, Alcidino parla italiano come Noantri, é vero? É companheiro de Noantri. Os polacos aqui da nossa região, alemães aqui da nossa região, falam italiano que nem nós. Mesma coisa, tu não distingue qual é a origem, é tudo igual, né? De Nova Prata, 3242-1856. Supermercado Polivalente de Santa Rosa e de Serafina Correa. Cereais, Menin, comércio de cereais, tudo para a sua lavoura. Agora é época de plantio de frumento adesso, cevada, che lavori lì, e di mal dopo para fare a safra un'altra volta. Cereais Menin che attende tutta la regione qui di Guaporé. Giusto? Veni Tusi, Pareceve, Vini Rento. Ah, eita lá, Brutin, come stato? Buonasera! Stai bem. Stai bem, Buonasera Marinho. Buonasera Marostica. Ma che tu sapevi che ieri era di compleanni? Sì, cosa vesto? Ah sì, Ma se cambiamo vesto de corpo. Ah, è? No, che ha fatto... Bolo, budin, sangu. Una carpa capimba, stea. Mi entro qui anni. Ah, ti entri quei anni? Basta, ma allora ti chiedi a manco avvisare? Non ti entraria con l'appetite. Ma ti chiami Nesta Capiretti stasera? Sì. Pasta asciutta Nostra Italia. Ecco, cosita Capelletti, ora capriccio, gli occhioni grossi cosita, il brodo. Dai che mi tocca non taglia un'altra poca di E allora acqua. Brutin, quanti 73? 2? 3? 73. 73? 73 anni. Garoto do baile. Baratissimo. José, garoto do baile. Com'è? Se esistisse ancora Miss Brotinho, Com'è che è o nome do boneco agora, José? Bebê Reborn. É isso? Reborn. Bebê Reborn. Mai sentito dire. Ah, então dá uma olhada na tela aí. Josiel, põe na tela o Bebê Reborn. O garoto do baile. Cláudio, vem qua, Cláudio. Ma le bellezza ragione. No, põe de novo. Brutin Born. Quem Aê! fez Bebê essa Brutin estatura Born. Aê! Marinho, choca mais, Marinho. No, ma gente. Sentite sapessi chi che le sta. Autor dessa obra. No. Sentite sapessi le sta Roger Trevisan e a sua equipe. Il maestro là, che nome che è?
Ruggiani, Ruggiani. Ruggiani, Lori che ha fatto il bonechetto lì. Ieri mattina mi guardai che mettesto su. Che tu visto? Te- Ma te- mi mia ha con guardati sesto. che l'era e tal. Neanche ha fatto babbo também che il si ticcia. il bonechetto le Adesso bello. ho visto la camisa e tal, guida Dio. Claro, Per Ma incanto inaga con- su questi bonecchi, del brincando buon, con mia pazienza. E allora, Brutti, tutto bene? Tutto bene. Vai là, dai, che buonasera. Vai là, fica a vontade lì. Buonasera a tutti quanti, qui da Rente, qui distante, qui che devo guardare, qui che devo condividere, qui che devo ascoltare su radio e così via. E condividere in modo pubblico il fine del programma che è il sorteggio di regali. E stai fin la fin perché lette la fin che guadagnano. Devo condividere e starmi lì quando chiama il nome, quando si mi lì per mandare alla stampa con uno dei prodotti dei nostri patrocinatori. Visto? Guadagnare i premi, cosita. Un strucconasso a tutti e un oi. Marino, dai, santo. buonasera a te, gente. Buonasera a tutti, ma Rostica, ma sera Dio ci appare un gancio prima che te che parlare dei amanti che avevano soffrito tanto, che avevano soffrito bullying, questo e quello. Discriminai. Io pensai a soffrire dell'aurale, che ha fatto è mia dell'aurale. Ancora Dio soffriva. Pian, vediamo l'ora, Marino. E loro non anche se realmente se era proprio in mettegna di poco niente Sì. qui della città, qui della città, comparando con qui della colonia, come dite a te, mi desprezea, non anche se era colonnati, invece no, non anche se era umile, persone umilde, ecco. se andava via mal vestita che non era, Ecco. roba di Sì, mettere su, sì. e un'altra, la difficoltà di arrumare un'amorosa, perché? Io non ho ben bio che difficoltà là. Signor, ascolta qua. Se dite che bio, gli altri. Ascolta No, qua. che anni? Se lui che bio difficoltà, meno con bio e ti neanche Signor, con Ma Sì. anche a me per dire E giusto. Sì, ma la che ha fatto cirurgia di oggi sarebbe che maridai. E allora... allora ascolta, le tose della colonia le me voleva mia anche, perché le voleva un della città. E le tose della città le aveva schifo dei tosi della colonia. E allora hanno altri sempre bancarotta. Chi aveva sorte che a epoca, la sette chi che era? Chi? I musicanti. I musiche. In idea suonare un baile, questi. le donne le si postea là davanti. Sì, ciò, quelli è differente, no? Artista. Lì andai bene, Lì dai bene. Dopo dobbiamo sapere guarda di che Fradesa questi- di Nello chi c'è qua, Sì. devo sapere com'è che era ma il fuori dei lavoro. bastidori è ben pianeta. Hai la sì, a diva e Dio ascoltami a casa, sì o no? Guarda che contenti che restai quando parlate che lavoro là. Che avesse in mente tanto. Però si cavava qua. Manda un saluto. Siamo amici per qua che tocca più. Dagli a Marino che vede bene. No, Sì. ni l'anno paludo, ne? Sì. Parai. E Aldear, Filippe, Edite e Anailda Peccati. Manda che struccone che Struccò a tutti i vati, là, ieri di Paraì. De Paraí e de San Giorgio. E San Giorgio, un strucconasso a tutti i altri. Ma ascolta bene. Guarda qua, aspetta un pochino. Sì, vai. Andava a festa a San Giorgio in cui... Sempre Rio San Giorgio, 1000 poche persone. Festa di San Pellegrino. Maria Tutti gli Santissima. anni in maio gli fa festa. Salone in Toppettai. Servite a mesa. Ma quanti che vuol per servirti a mesa? Che ne era una muccia. Aspetta, corrido? Aspetta, corrido, soppa di capelletti. Quanto gali cobra? 60. Là che avevo mangiato come i dottori che dite con l'altro. Sì, E mandare questo trucconasso a tutti che hanno mandato, che era per mandare, che là che non esiste filo italiano, ma quanta gente. Allora, un struccone a tutti gli altri là, di San Giorgio. 1000 strucconi. 1000 strucconi. Ecco. Ma c'era proprio quel tanto lì. Me go allora ieri sera che c'era il senar italiano, filò italiano al Bassan. E che ne era Gusso, lui le dio assistime sicuramente. Sì, Vilmar visto Gusso, le becche latte. Ecco, e lui e tutti chi era là di San Anduva, lui ha detto, Valtri non fa idea la audienza del filota anche che ne a San Anduva. Vedi tu? Ecco. Andò che ti vede per tutto. Per tutto e assiste, e mi conosce, e sa. Ma qui che lavoro insieme, fa il filò insieme a Marosti. Come che te sei? Noi ti guardiamo sempre. Sì. Ti parli con uno, ti parli con l'altro. Tutti mi ascolta, tutti mi vede. Che piacere, che allegria. Una frottoletta c'è. Upa, dai. Non mi pisa insieme mai.
Maria non mi pisa mai in Se come mi vesto qua. come un palanco là, sporetto. Signore, Neanche mi come- vesto. Con Colpa tua. scarpone lungo, io col bico volta su. Vediamo allora. Conta a frotola, andiamo. A frottola allora, Guarda una qua. frottoletta. Marinho, sai che una volta lui era mettito a pintor. Pintor. Ma tempo che l'era magretin. Magretinho. Era metà di cosita, ma in Eh. finale era ben attivo. Sì. E ciò è... Che i tempi là. Adesso sono passivo. Ah, va? sì. Vai, allora, ciò. Allora che ne era una che la era pintora, architetta. Ah, Ma ella la sì. fea pintura e tutto, no? Mhm. E Marinha c'ha de olio nella. Di occhio, De eh. occhi, idea non de abbiamo. occhi con ella. eh. E luego ha risolto pintare. Gai comprare tinta alla Mecal. Sì, me calmo. appena Oh, aperta Claudio, Mecal, qual è a marca la da Mecal, Claudio? Souvenir. È proprio la Ma godite che era souvenir da Mecal. Da Mecal. Eh. E Marinho allora ha contrattato per pintare. Ma lui aveva ben pintare la parete, Marinho. Ah, E allora andava là che pintare a fare un charme, cioè andare da rente. un charme. Per conquistare la ditta. Tu pinta come io pinto. Gli ha detto ella, tu pinta come io pinto. E la guarda, io non pinto con broscia. Ma gente. Claudio Di Stocchetti. Ah. Butta dolce, è un più Pareceve là tu sì. Pareceve che dopo nostra tienda. ben ciappai. E allora stasera facciamo una bella live. Sì, che sei i facciamo una regali, bella live. sorteio dei regali qua della Scianta. Ecco, i fratelli Sadinello di organizzarsi qua. Sì. Che abbiamo minestra dei capelletti anche stasera. Oppa. sì, Capiletti, quindi mi dici capiletti stasera. Problema tuo. Ma è che è domenica di sera, perché la grande maggioranza del mesdì ma è in Sorasco. Sorasco. Ma dopo Sorasco insieme A Capiletti. chi na Serra Gaúcha, perlomeno, né? No Rio Grande do Sul, é anche fora, né? No domingo do meio-dia é churrasco. Então, no domingo de noite não tem como melhor uma sopinha, um sim. brodo, avemo due panoni così da padaria da nonna lá, no? Mandare un saluto a Jair Zatti, che è il mega dato i capelletti, per andare a fare stasera a minestra. Ecco, allora, 5 etti, nostra Italia. 4 etti, nono Zatti. 4 etti è 400 gramas, né? E 500 gramas è 5 etti. Então, differente. E in breve nuove installazioni. Sì, ci ho detto che va un'altra banda più ben grande, così. più spostata. Gacosà. Quando che Marinho, quando che il padre sta a dire Gacosà. Coso là, coso. Chi si Bartoldetto stasera? Anche coso. Vieni te Bartoldetto, te ga intervistare. Te ga intervistare. Oh, che Bartoldetto! La viene fuori come quello che ha detto il coso, il coso che cos'ha la cosa. Ah, Di tanto cos'hai che ha fatto un cosetto. Questa qua la è vecchia, ma la conto. Contela, vecchia. Allora che n'era una domenica di mattina, a domenica, sabato dopo mezz'ora è andato amoroso in Cristiano, Tony. Tony? No, aspetta. Però Angelo. Tony e Maria. E allora ciò è andato amoroso, ma che i tempi là non era facile. Comunicazioni. Scomunicazioni. Ma infatti l'è stato là, a domenica di mattina, io le vai su la paiotto, a te me è andati a messa delle 9 e 10 poco si viene sti casa. E quando si viene sti casa, domenica di mattina, che i tempi là si fa che da mangiare. Minestra da capelletti, pasta asciutta con polastro. C'era un pranzo. E se che fosse chi succo. Vocês lembram do que succo? Bem, ecco. Un cartãozinho assim, un envelopinho. Laranjinha. Bem, ma infatti allora il padrone da casa gli ha detto a Maria, vai dottor Vin, in cantina. Allora c'è sempre questo medesimo litro che resta fin rosso, te sai. Il fia un cascon parente. Allora la ciappa sto litro e vado in cantina Torvin per portare su che nel disnar, dice disnare, a cena a cenar. Allora la fa sola Maria e noi non viene su. Allora perché Tony, che era amoroso, l'è andato drio.
Ma noi viene su, l'era domenica di mattina. Var vinto, de repente. Sì. Allora viene ora di buon andare in verdato tola, nera. tutti si parecchia, la tola si è pronta, il mangiare deve venire fuori, tintantan, e la Maria è andata al dottor Vigni, e Tony che è il moroso è andato drio. Sì. E noi vieni. E allora ha detto così a un piccinin che aveva 6 anni, che ha detto, nene, cioè mia nene i piccinini, Sì, ciao, ciao. vai dove vedere la Maria che è andata a Torvino, non la viene più su. Allora l'è andato su e l'è tornato in drio subito. Lei viene su e gli ha detto, pupà. Maria morta, e Tony muove solo il culo. Aspetta allora che conto Poi non sei tu? No, mai Ascolta. senti, è serio? Poi sentivo a me, mi pigliente. Mica in conto uno adesso mi ha fatto veridico. Abbiamo parlato prima di parlare di italiano. E allora, Sì. una volta quando che un colonnetto saía da città, da colonia andava a lavorare da città, il voltea parlando in Cibec. Ah, totalmente. Sì. Era differente. 8 10 di voltea parlando in Cibec. Tutto che le precisava era fare in C. Ecco. E allora- Nossa, daí già era altro livello. E allora una laureata a Città, Dio venire, lunedì mattina Dio venire per andare a lavorare, l'ha imbarcata insieme all'onibus, c'è l'onibus pieno. L'ha ha detto, buon dia gente, quanta gente? e una ancora di stare in colonia, insieme all'onibus di andare a Città, l'ha detto, io sto di San Valentino, cin. Ma quante storie che sarebbero. A essa hora aqui, aqueles de casa estão com certeza voltando no tempo, porque cada um da sua cidade tem uma história sobre o falar em ti, né? Sì, già. É o diferente, Ma né? me conosceste una, le pai bola. Mi lo qua Serafina leader Tussine. Ascolta bene. Ascolti bene, vai. E allora mi era in cima, l'altro secondo piso, né? E io pintare. Eh. E quell'altro qua dopo il puretto le bel che è morto. E che voleva passare una cosa che lui gustea. E voleva parlare in C. Che lui che piaceva. Che piaceva della. E voleva come Queria fare impressionare, Ecco, totalmente. E mi né? ha detto, so forte come sentisse. Butto che te levo per cima a cincia. Nunca esqueci, cara. Voglio dire a tincia, né? A tinta. A cincia. Con l'altra chia. A cincia. A cincia. A cincia, Ho fatto un veridico del buono, di Marino. Bianca. Allora stasera che abbiamo una visita illustre qua, Sì, ciao. Claudio Pinzetta, Claudio Pinzetta. nostro patrocinador, è Visto. da Mecal. Quanti anni Mecal? 50 Un ormai, vediamo. O Claudio, bem que nós podíamos contar a nossa história da Rádio Rosário, não? Ma non credo! Flaurini di Vaca! Flaurini, viva i bandisonadori qua, Dai. Buonasera! Siamo dai bene viaio, Lo abbiamo chiamato, buonasera Valdir. Buonasera. A camera vostra è questa qua. Sarebbe meglio il migliel, ma vai casera. Meglio il miel, guarda ciò, guarda. Buonasera. Guarda ciò, saluta che gente qua. Buonasera Flaurini, come stai tu? Tutto a posto? Tutto sani? Stasera mettiamo via 10 kg. Dammi qua. Di massa, stasera gli agnolini. Allora tocca, vai. Va salutando la gente lì che non ti vediamo. Buonasera, come stai Walter? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Grazie che si indegnai da venire qua il nostro pilota, la nostra sera. Ma basti finire, te mi grassi, Pete dice, ste pive perché vediamo manso di spese. No. Quello è il problema. Che ho visto Claudio Pinzetta, Flaurini Levac, dottor Paolo Massolini che viene anche lui qua stasera. Femo su un bacanche mai. Offerecere una musica a Claudio perché va là. Sì, il deo de quieto. Oh Claudio, sito serio perché le vedo in grippa su, vero? Mi è vero che sei così. Ma la prima musica che la offriremo a Claudio. A lui, a Claudio, proprio così. Qua, E allora, Valtri, sempre quei casi vuol dire, ma chi che gente là? Fradei Zadinello, e non c'era di parlare qua. Quanti anni che avevo Valtri due insieme? Guarda, amico, 157. Più avanti qua. In tutti e due. Più avanti qua, il microfono là. Quanti?
In tutti e due? 157. 157, Tite esse pivete, ó. Sì, grazie a Dio. Ecco, tá tudo bem o som aí? Tudo certo? Quanti anni hai tu, Valdir? 79, quasi 80. Falta pouco. 79 anni. In Ecco. giugno faccio 80. E che a gaita lì quanti anni gala? L'ho comprata in 64. A Frodeschini ainda esistia Todeschini. Allora ha 61 anni. Por ali, você paga a conta. Foi na fábrica. Mas é barulhento, não vale a pena. Pagada 35 era lì. Che tipo di soldi era lì quel tempo là? Sì, ciò. E as duas igual. A As sua duas é Super marcas 5. igual. É. A minha é a gritona que diz. Ecco. Cruzeiro, será? Era Cruzeiro. Bom, era isso aí. Muito bem. Lutei com uma gaita velha para ganhar os 35 pila. E foi a Bento me comprei a gaita com o dinheiro suado. Mas aquele tempo, te savei bem suonar ou não? Com certeza, né? Ah, sim. mas vem imparar a casa, vale? Ninguém me imparar, o Fradel Pivete, ele me ganha emprestar na gaitina Todeschini 32 bassi. Ah, como é que é o nome do vosso Fradel? Jandir. Já faleceu. Dentista prático, ele era. Ah, é dentista prático da época. Na época e era. E ele morava onde? Ele morava lá no estado, Paraí, o município, ali, como é que é? Santo Ângelo. Dove era Giune Arbia, questi anni, dizia Giune, lá de Giune, pena lá para dentro. Ah, sim. Daí, lá foi um acidente, queimou a casa dele. Daí ele foi para Coronel Vivida, e lá num acidente, foi atropelado numa 114 lá e morreu lá. O irmão de vocês. 58 anos. Muito bem. É isso aí. Então, e dopo, allora ho visto che Nanti si imparea un pochettino a suonare, e gli ho voluto truccamela. Daí ele me ha dato na Veronese 80 abaixo. Opa! Daí começou a melhorar um pouco. Só que a Veronese, tu che voleva i boi era pesadinha. Era pesado. Mas para aquele tempo, para vocês não tinha tempo feio, né? Força tinha, né? Força tinha, juventude e tal, né? Daí vou negociar que a gaita lá com o rádio com o falecido Nadir Burdignon. Como é que é o negócio? Pera aí que agora ficou interessante. Negociou a gaita com rádio. Com Flaury, calma, vamos ver. Como é que foi o negócio? Mi sono stato ciavallo Pedro. Ninguém foi bem. Ninguém foi bem. Mas o falecido Eugenio Marca dizia, quando que um va bem, tem um negócio, tá bom, mas lá é andato bem a gaúcha. Niancão, tu deu uma gaita por um rádio. E esse rádio era movido a quê? Pilha. Na época era pilha. E as rádios que eu via naquele tempo, que rádio era? Era Rádio Alvorada de Marau. Rádio Alvorada de Marau. Ah, tinha. Era ancora a dedicatória, tu te lembra? Marau, a rádio... Vocês Aurora, iam tocar lá na rádio, foram tocar na Rádio Aurora? Fomos. Quem que levou vocês para lá? O pai do Cláudio me levou de jipe para lá. Ô, Cláudio, o Amélio levava o pessoal para lá, porque o Amélio tocava lá também com a dupla dele, né? O tio dele era Gaúcho e Gauchinho que tocava. Gaúcho e Gauchinho, muito bem. Mas temos muito assunto hoje, né? Femo due? Due. Uma italiana, uma gaúcha, o quê? Então vai pro Cláudio agora, que tá aí, com a sua presença Verde ao vivo e a cores. Ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Eu agora estou vivendo amor que pedi pra Deus. Você entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que você chegou nesta casa, ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade
Pois a solidão pra fora, ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Você entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que você chegou, nesta casa ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão. Aprende desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia: churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha sanfona e cantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que meu velho gostou. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Saí da minha querência e me soltei pelos pagos, e hoje eu tenho uma prenda para me fazer a pago. Quando vier um piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. Se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer:
churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão. Tchau, se senza vin. Ô Marinho, dá che vinha che a gente lì dá che de bever, no? Sì, noi polmia passar sem, no? Che mandiamo un strucone e un saluto a tutti i vanti che si casa, compartilhem no modo público, participe do programa, concorra a brindes no final do nosso programa. Vou passar qua, posso lá? Posso? Sì, cosita, porta che vim. Não, pode cortar agora, pode parar agora. Descansa um pouquinho lá, Que mandemos um saluto a quei de Nova Araçá, que sábado que vem, dia 24, vou estar lá na 15, lá alla 15, Araçá. Do sábado que vem faremo un filò insieme, ecco, da mangiar, da bever, che sarà in Moretti lá, o Grupo Moretti que já esteve aqui, dia 25, festa della Cucanha, de 23 a 25 de maio, a Veranópolis, no Salão da Gruta. E no domingo nós estaremos lá transmitindo o programa das 8 até o meio-dia, porque 10 horas teremos a missa transmitida pelas duas emissoras, Rádio Odisseia FM e Rádio Com FM, a missa em italiano pelo Frei Arlindo Battistel. Vocês que são de casa, não importa o município, no domingo de manhã nos chame. Vocês podem ouvir através do link dessas duas emissoras, a Rádio Com de Veranópolis e a Rádio Odisseia de Serafina, vão transmitir em cadeia a missa transmitida ao vivo, missa em italiano, pelo Frei Arlindo Battistel. Bem cosita, giusto? E também lembrar que estaremos em Marau no dia 31 de maio, no sábado, com o Câmara, Ademar Câmara, nosso amigo, que vem cantar com a Stella, com a del 30. Vamos estar lá porque tem, a partir das 17 horas, na igreja, encontro de corais, e a partir das 19 horas, no salão, então, do Gramadinho, tem o filó, com comes e bebes, vinho à vontade, e me fará um espetáculo anca lá. No Salão da Gruta, em Veranópolis, às 11h30, estarei acompanhando vocês no almoço, cocosita. Allora, sábado do dia 24, na 15, em Nova Araçá, no domingo do dia 25, em Veranópolis, na festa de la Cucanha, no Salão da Gruta, e no dia 31, em Marau, no Gramadinho. Marau faz 70 anos. Todos esses eventos dentro da comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Em nome de Adilnet, provedor de acesso à internet em tecnologia fibra ótica, em Di Máquinas e Algor de Nova Prata, Gavemo Anca, abastecedora casquense Posto do Décio, Pian Alimentos, Ação Parcan Gatti e Bessi, Bota Superleve Baspan, il meglio estival del Brasil, Nova Cadernos, é só caprichar na letra, Vodka Raisca, se beber não dirija, Aquafest, aromas que eternizam afetos, Supermercados Marim de Guaporé, Metal Mark de Guaporé, DR construtora e incorporadora de Serafina, Guaporé, Farroupilha e Encantado, Oral Unique Clínica Odontológica, Viva de Frente, Medaforos em PVC de Nova Bassano, Miriam Alimentos, Shop Lucena, Supermercado Polivalente, Cereais Menin, Zafa, Estruturas Metálicas e Aluzinco, agora com o novo modelo de telha colonial, e Clanovix, Britageria Industrial, Terapiana, Asfalto, lá de Santa Gema e agora de Nova Prata. Lembrando que também é nosso patrocinador, a Mig Plus, e o Flaurim Milhavaca, daqui a pouquinho, nosso convidado especial, mais ó, bicho velho. Jerry, vendrega vemo amanhã na Piegora Bona, sim ou não? Lá de, dopo parlemo, lá di Furlani, mia vero? Cosita sì, Lá é cosita proprio, bem assim, va bem. Ecco, giusto. O teatro, vamos falar do teatro? Então, nós queremos lembrar que nós estamos com uma peça de teatro, Quisparanha Gatamanha. Será que eu consigo aqui? Então, nós vamos estar em Serafina, na estreia dessa peça teatral, no dia 6 de junho, na sexta-feira, sempre 19h30, no Centro de Eventos Geraldo Pessim,
Aqui é onde tem o CTG Galpão da Saudade. Então, vocês de Serafina, no dia 6 de junho, estreia essa peça através da Lei Aldir Blanc, né, Josiel? É isso, é o edital da Secretaria de Cultura aqui de Serafina Correia. Então, a gente estreia essa peça no dia 6 e depois, através de outro projeto da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Daí entra um outro projeto, dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, em Montauri, no Centro de Eventos, e no dia 20 de junho, em São Domingos do Sul, tá bem? E depois no Clube União. Então, e depois segue. Nós temos 9 apresentações e já estão nos chamando porque nós estamos divulgando, estamos ensaiando. O Brutinho faz parte do elenco, né, Brutinho? Vem dentro qua, vem dentro. Sim ou não, que siamo quasi un coi che abbiamo ensaiato, un coi anche... Ah, é? E qua Marinho, né? Ah, sim, sim, através desses projetos, a entrada é franca, né? Ninguém paga nada, a prefeitura não paga, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, através dos nossos patrocinadores, né? É só aí, chega lá, já tá a porta aberta, liberada, bem tranquilo, né? José, se tu puder depois lembrar dos nossos patrocinadores aí, né? Uma lista dos nossos... Ah, o cartaz, Josi, me dá o cartaz que vamos mencionar eles aqui, porque é importante a gente falar dos nossos patrocinadores. Ecco, cosita. Allora qua, a Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, a GRIO, Gestão Cultural, o José, que é nosso produtor cultural, e a empresa dele. O patrocínio Diamante, Aquafest, Basso Pancote, a Fante, vinhos, sucos e destilados, patrocínio Ouro, Metalmark, Menin, compra e venda de cereais, supermercados Marim, daí é patrocínio Prata, e postos Buffon também, né? E a realização Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Brasil, União e Reconstrução. Esse cartaz aqui já é para Montauri. Mandemos um saludo para Stefanão, Neucir, prefeito lá de Montauri. Olha aqui o cartaz já prontinho, né? Dia 12/6, 19h30. Olha ali a equipe, ó. É uns guri bonito ali, né? Mais ou menos. Tem um bonito, o resto... Não, mas gente... É anime. Entrada franca, não esqueçam, né? Vai bem? Então, estreia dia 6 em Serafina, dia 12 em Montauri e dia 20 em São Domingos. E depois continua, nós vamos ter praticamente todas as semanas, né? E outros projetos. É importante, José, que é nosso produtor cultural, se a tua empresa paga ICMS, estamos também com um projeto encaminhado, provavelmente será aprovado, mas temos um projeto aprovado do Imposto de Renda Lucro Real, que é da Lei Rouanet, né, José? Então, precisamos de parceiros. E aí, se tu entra na parceria, tu leva o teatro na tua cidade ou destina para onde tu quiser. Justo? Cosita? Entra em contato conosco, Maróstica, 549-9909-5476. Tá bem? Eita, que nem um artista de que a turma ali. De Lester. Que nem gente que deu falar em elenco, roteiro. Que mais sentia dir. Que mais sentia encenar. Sou meia fala bela com ele. Ou contracenar. Sim, o Maróstica contracena com o Tony. Com Tony, Bebe. Sarà Luchi. Paolo Massolini. Adesso sì, si da formare il team. Vuoi fare la consulta stasera? Adesso podemos estar malai? No. Adesso sì, fechou vuoi fare che spettacolo, esame di prostata stasera. Preparati, Paolo. Stasera vuoi fare l'esame questo. Quel caso di Sarali Checo che gente lì. Male, vera. È ben prevenito con l'uve. E hanno detto una cacciassetta lì. Com'è che sia? Sarebbe uno di bere una cacciassetta con l'erba. Sarebbe mia ora di ormai.
Compare, cacessetta con tu si l'erba. beve una cacessetta, Con l'erba. compare con l'erba, ma la cara. Se no, quanto non sai che bevaria. Se fosse più barato. Sì. Qua che comportava un 30 litri, là, si mi sa neanche dove c'è parse in trarsi sai che adesso in qua. catalogo. E allora Marino, tutto a posto? Tutto Marino, a posto. ora ti eri devo parlare prima solo che i due lì, no? Sì. E tanti che i soneate che i tempi là, no? Sì. Era un differenzial na nostra Opa, região, sì. Alguém que tinha uma destreza, como é que eu vou te dizer? Algo diferente, né? Do que ser trabalhador normal, né? De uma Sim. pessoa comum. Sim. Alguém que tocasse gaita, que cantasse, tocasse violão, ou qualquer coisa assim diferente, né? Sim, As mulheres ou as pessoas já enxergavam de maneira mi diferente. ricordo i miei fradei, non mi una striga dei fradei, mi solo più dove non avevano 8 ormai, Dio, ciararsi. Ma allora durante la settimana avrei messo a sabato che se baile e vienti, i giardinelli suonare. Sì, e era che il vum là, i Il vucu parlei a vucu, entrare vucu dell'ori, vucu. e vedeva maiore che venisse il sabato. Veni qua che noi ti parliamo con Valtteri, c'è per le gaite, Sì. veni qua. No, ma Sì, sarebbe... Non Senteve vale quelle vera, gaite, vera. Ma que Marinho- nós vamos interagir aqui com eles, né? Isso. Vamos falar aqui e Gabriel caro que Valtteri entrasse. Me, por exemplo, senta lá, Deuclide, com a tua gaita, que, por exemplo, certo coisa que fez, até vamos falar em português, naquele tempo, estou falando de, já que o Valdir tem quase 80, e bota que ele tenha começado com, quanta idade tu tinha? 18? Que? Começou a tocar com 12, 15 anos, ali já davam as piscas. Tá, mas já piscava para as meninas ou não com 15 anos? Ecco, olha ali, te José, vuoi liga o microfone Os dele. anos- lá. Tremea quando che na tua... Ma se nós... Ma che... Ma perché che tremere? Perché mica dà un valore alle donne. Bicho! Aí, È nervoso. Gli anni 60 mais ou menos, né? O ano 60 começaram. No. 50. 52, 57, 58. No, 60 porque... por aí. Ah, Ma- com 12 anos. Eu nasci em 45. Oh, 50, sim, sim, 60 e... ma lá eu pisquei a minha. Na verdade, naquele tempo lá, os bailes eram raros os salões de baile. Então eles faziam baile Tem com poucas família, pessoas. cara. Não existia o equipamento de som, não existia a luz, a energia elétrica. Quando vocês começaram, não tinha. Dopo dei bailoni perché i saloni... Mais perto do microfone ali. Mais Sim. perto do microfone ali. Como é que era, Deuclide? Sì, dei bailoni per causa che i saloni che aveva 4x4, 3x3, piccinini, lo riempivano. Sim. No, antes Era lá- pequeno, né? Sì, butto comparare con i Mas, saloni por grandi. exemplo, lá no Ângelo Cantelli, vocês tocavam Ma lá? era grandetto. Allora era un Lá era salonasso. considerado grande. Ma un club là era. Il primo baile che mi sono andato con lui, ho sempre in mente che siamo riuniti in 4 a cavallo. San Valentin della Scoletta. Lassù. San Valentin San Domingo. San Domingo. Ah, San Domingo, Sì, la lassù. Scoletta là. Sì. E io c'ho i due fratelli di là, due di Radin, do parlare. E là che due mestieri. Nada di là, Bunimã, nada de Sediatati, E sono ti nada di dato- Sono Bunimã. andato il baile. A cavallo. A cavallo. Foi pro baile a cavalo. A cavalo? A cavalo. Sì. Ma che era Silva distante? Jardin, si andava a Silva Jardin a cavallo, delle volte a Brina alta 3 dei. Mas vocês saíam daqui, vocês moravam aonde? Onde que nós estava? Tu sabe onde Sim, nós morávamos? tá. Ali perto dos Furlani, Radim, lì no Furlani, Lovera, Bilha lì, Vaca, lì. ali no Lovera. Tá. E daí ia a cavalo. Saía que hora de casa? Ah, se sei a Bonoreta. É que os bailes antigamente começavam no escurecer. Mais cedo, Le né? 8, le 9, le 8 e É, 9. le 8 alle 9 saía mais ou menos. Se andar jantar lá do Silva Jardim. Manhã salame, pão, coisa assim. Lá de Golo. Lá de Golo, lá era sapateria que havia lá, que era Léo Radin, que era o relador Ah, sim, falecido. John. É. É que ele trabalhava lá. É. Era nosso companheiro, né? Tá? O Toninho Radin ainda ele mora lá, em Silva Jardim, Antoninho Radin. Ah, é? A Silva Jardim. A Silva Jardim? Silva Jardim. Silveta, talvez. Silveta? Silveta lá. É, ali em volta, Mas sim. perto de Toffoli, ali da Silo, ali. Eco, vá perto, bem. ali. E daí saiu a cavalo. 2 cavalos, 1. Due. 2, cada um com o seu cavalo. Com a sua gaita. E cada um com a sua gaita. É.
E levava quanto tempo para sair daí, para chegar lá? Mas eu nem me lembro, Mandela. Mas nós ia com uma parceria. Ia junto um pessoal? Tudo ia a cavalo, né? Tudo ia a cavalo aquele tempo lá. Daí então nós ia a missa a cavalo, na 15, andar a suonare i baile a cavallo con la gaita davanti a un freddo, e là si rivede là, di voler pisare neanche più buon catallo del freddo. Quanta voglia di pisare! Con le mandure del freddo va a suonare come là. Va a suonare come ma ia embora, vai. Lá você dá na ajeitada ali, você entra o salão um pouquinho, um pouco de gente pienia o salão, eles esquentavam um pouquinho, né? Certo. Esquenta o salão com o pessoal. Sim. Mas tem baile, vai dizer que antes você vai a chance, qualquer na bela, niente palo pinheta. Bello, tutto bello, te guarda e tal, e quando a galera finì il baile, beh, che ingaggiava con uno, e andava embora. No, che era quella che aspettava, le soffriva fin da fine del baile, per stare a aspettare. Fatica che te catti quella che aspetta, caro di Dio. Se catta una, va e là. No, le spettea, te garanto. Ma se Manfrede non adianta. Ma allora, guarda che tempos diferentes, né? Na época dos bailes, né? Hoje quase não se fala mais em baile, gente. Não. Quase se Mas nem dá baile quase. Não existe mais baile. Jantar dançante. E a expectativa da data do baile. Meu Deus. Acontece que ele era tutto final di settimana, até que uma hora lá antes, como desistiu, não podia tocar sábado e domingo, porque não aguentava, né? Certo. E dopo se andava amorosa, allora le amorose restava cattive, che tendevi il fine di settimana a namorare porco d'India. Allora tocchi andare qualche colpo con amorose. E te a quaresma, aspettare 40 giornati. No, ma l'aspettativa, dico, mi secondo te, dico, idei così, 30 ore, 40 giornate, né? Nos dias de quaresma, que era 40 dias, não tinha baile, ninguém tocava. E se tinha, nós nunca toquemos na quaresma, nunca, nós não íamos. Nessuno feia, que a quaresma no tempo lá respeitava. Não fazia, os padres nem deixavam, né? Nem deixavam. Bom, ainda existe hoje, né, a firmeza, né, no tempo de quaresma. Muito bem. Ma dopo podemos falar ancora? Sì, parliamo. Ma guarda, quello che il dia a pisarle è buon catallo, ma se sei di casa dici lo gavea. L'era lì già prima. Faccia brutta anche lui, certo. Porinho. Ma voltando naquele tempo, qual era a música que chamava a turma pro salão? Naquele tempo lá. Que tipo de música mais chamava atenção? La prima música que me gostonai cantar. Opa! Qual? Donzela formosa, faceira e chegada, eu já estou sabendo, tu tem namorado. Isto não faz mal, deixarei-la de lado, te juro de joelho, estou apaixonado. Assim. Mais ou menos aí. Essa era uma das músicas daquele tempo lá, né? Vamos ver, mais uma, vamos ver. O meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. É saudade da floresta, eu saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você.
Ao vivo é assim mesmo, né? É assim, não. Tá tudo certo, tudo certo. Tem tanto tempo que a gente... Agora vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A questão do talian, da língua, naquele tempo lá, como que vocês se sentiam? Falava italiano nos bailes, não, né? Era mais difícil. Mas você fala bem anche uma língua. Sim, mas tudo bem. Verdade, mas né? procurava ir pro português, né? Isso. Quanta paura de falar português com a toda para esbalhar. Verdade. O medo de errar no português, mas não se puxava o italiano, né? A gente sempre tentava falar em português, porque ele era italiano, sabe como que ele era? Ele era abandonado, coitado. Sim, ele não tinha... Ô, doutor Paulo, tá ouvindo? Naquele tempo lá, Flaury, Cláudio, os bailes, procurava de falar o português, que se sentia já outra... Era visto com outro tipo de visão. Ma guarda, ti se toccate una donetta bella, lì ti avete il baile ballare insieme a parlarti una recce in italiano, ficava feio, né? Ti tocchi a dare un jeito. Sim, que cosita ela. Só um minutinho que eu vou dar uma pisada. Giardinelli, e la prima pergunta che fece alla Tosa, Venipi qua, Valtteri. non so se siete della nostra epoca, lui mi urta da polbettira. Vediamolo. E lui ha detto, che Michi diceva, tu è figlia di Ken. Prima pergunta che Michi fece alla donna. Grande via altre. Quanto studiano gatto per fare? As perguntas eram... E mil vezes diferente, que dizia, será que vai chover hoje? Ma una volta un si è dato male, lui ha detto, sarà che viene piove? Lui ha detto, solo se le stelle le pisa. E quell'altro che ha risposto, e uno che ha risposto, sarà che viene piove? E la mega dita a me, e la che puxava. Per esempio, a baracca sta armata. Oh, podia, c'è ma gente. C'è ma i peixe a pé pesado, L'era cosita. Un momento. Ma non era una 16 che il balea? Vem pidarente il microfono. Ma la è grossa. Il balea è la Tosa che ha detto Cucca a luce che dice qua come che te il focus in scarsella? Focus. Paulo stamattina Focus. Tá prestando atenção? Focus, a lanterna, Focus. Conteme no antri qua, na façanha lá dos primórdios, lá naqueles bailes, algo que aconteceu estranho na noite, que qualquer um casca inteira, que qualquer um é morto, que qualquer um se laque, ou uma coisa bonita ou feia, ou triste ou alegre, que vocês lembram daquele tempo lá de... Estou falando de 70 depois parar quase. 65 anos atrás, Valdir. 65. Mas eu me lembro, mas não foi bem no início, né? Paulo, que, escuta. Bem que quando que acendeu a sonar tem um conjunto, Sim, né? Que aconteceu que ele lá Passo Fundo, que bailone ali, meu Deus do céu. Bailone do Bortolotti era, Passo Fundo. E beveva nas giofas e casquei in mezzo al salone e due sta la picca intera e tutti attorno ballando col casale là intera. E firme lá inteira. Lá, ciucchi, né? Ciucchi. Ninguém ia puxar para levantar. Deixava lá inteira. E torno ballando finché levava su un pochettino. E quando deu a briga, come fez, Walter? Manante, caro de Deus, se fez a fadiga, está lá até a briga, me vai lá da chip. Sim, saía fora. Mas já deu algum baile que deu briga? Mataram um cara lá no Quaraim, lá pra cima, ali naquele lugar lá, mataram um cara lá. Disse que ele foi dar uma sarva. Uma quê? Uma sarva. Mas salva ele, os caboclos. Os caboclos falam, uma salva, né? Dizer, uma sarva? Uma alegria com a arma, né? E acertou a cunhada dele. De arma, né? Mas imagina se foi uma sarva. Mas isso é quantos anos? 50, 60 anos? Muitos anos. Isso não existe mais, né? Não, Isso era o tempo de que era tudo meio chucro. Tudo meio criado no baixo. Você lembra de quantas brigas que davam nas festas que iam lá? Dava. Tinha uma festa que não dava briga. Não, mas nada. Tendei lá de Radini, se estracinei, via para Castrada, lá brigas, punhos, tudo espelar. Hoje não tem mais isso. Não tem. Hoje não tem mais briga. Nhanca picando mas briga. Não tem mais briga, mas que se copa e se copa. A briga. Hoje é sem briga, né? É sem briga. Você mata hoje as brigas é droga. Hoje as brigas é a droga que leva as brigas. Uma vez era a ignorância, né? Uma vez era mais a ignorância, a grosseria,
Cachaça, tal. Sim. Mas hoje 2 bêbados brigando nem se machucam. Hoje é droga mais, né? Com certeza. Mas depois vamos chamar aqueles 3 lá. Sì. In 3 là e vamos bene tutti e 3 qua. Paolo Ghetto, tutte le ferramente là. Guarda, in 3 insieme là gli dà 350 anni mais ou menos. Por ali, va bene. Femo un'altra. Adesso una italiana. Italiana? Una italiana. Allora fallo quella che ho fatto me in italiano. Isso, a tua lá. Sì. A di autoria. Vai, Josi. Quando i coloni fa le campagne, a tutti promette che noi passa fame. Dopo, quando chi ga guadagna, se dimentica tutto quel chi ga parla. Sti pori coloni, noi la mette in testa, che tutti parla, che niente che presta. Tutti i coloni che vol così fare, andar tutti intesi di non più lavorare, e dopo i governi si vuole mangiare, chi vai anche a lui provare picconare. Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia. Noi altri ascoltiamo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del bon. E mi lo dico perché mi so, se venisse il matto, ma i macachi no. Tutti i coloni che vol così far, andar tutti intesi di non più lavorare, e dopo i governi si vuole mangiare, chi vai anche a lui provare picconare. Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia. Noi altri ascoltiamo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del bon. E mi lo dico perché mi so, se venisse il matto, ai macachi no. Tutti i coloni che vol così far, di andar tutti intesi di non più lavorare, e dopo i governi si vuole mangiare, chi vai anche a lui provare picconar. Sti pari coloni lavorar come un mul, e dopo i governi che la pianta del naso. Bruzzini, vieni qua che bisogna che contiamo qualche... Fai casa, Marino, dopo quando Marino, ti vieni qua, Marino. Vieni qua. Dici una là, manca se è stata contata. Ascolta bene, l'ora che n'era il prete, il prete passa la bandeja partor su, la imosina. Sestelleta. La sestelleta, sì. C'è una volta i pazienti... è vero! E qua banda dell'altro del corridoio per andare via. Isto, anche là San Paoletti, che lo adesso che parlo vestimenta. E mi un dì era accesa là quieto, testa bassa, e passava il bastone così, non mi come visto lui, pum, una bastonata da testa. Allora c'è la cartera, ha dato i 5 punti. Sì. Ma allora c'è... Allora il prete che dì l'alga scommissia,
il gas commissario, quem tem dá, quem não tem tira, quem tem dá, quem não tem tira, quem tem dá, quem non tem tira, quem tem dá, quem non tem tira. Cioè, allora tutti si a guardare, strano, differente, no? Sì. Migo, c'era l'anche amico detto, ma ascolta, niente fiorisca Ah, ma mi non aveva un... Sai quando te ciappi? Sì, quando non che ne. E non era Pix. Né cartera, neanche un fiore. E veniva, cioè, che intenda ciappa se stelletta Marina. Sì, visto. Che intenda? Che intenda che non te tira, che intenda che non te tira, che intenda che non te tira. E veio ciò. Quando le arrivate, amico, detto padre, ma ten certeza che è assim claro che intenda che non te tira. Ho detto io non tengo né un centavo no bolso, então tira, quando che ha fatto tira, che la mia è una nota di 200 reali in cima. No, ma le mie tanto tempo! Oh, sì, le pochi di... Perché ha detto, se tu non ten, tira! Quando che ha fatto tira per sua nota di 200, la guardato che oggi grossi così, mi ho detto, l'encoino, perché il prete... Quando che ha fatto così, mi ho pensato... Approveito, no? Sì. Go ciappa a nota di 200 il gadito e agora tu ten? Sì, então devolve. Che intendi? Agora tu ten, então devolve. Agora date in trio. Tu visto, Marino? Se foi. Ecco, tornato a casero. E allora? Io qua là. Sai quella che a volte che era un hotel che manca luce, il commissario va ospite. Ah, dopo, un'altra ora quelli. Quei che fa? No, lei è buona. Quei che su Sì, quella. No, conta una piccea, una piccurtina, di quelle che ti che apparecciali. Vai, quella là è lunga, Marino. Quella passa lunga, Un'altra ora quella, Sai un'altra o no? Sai, una del ciucco, cioè. Una del Che ciucco. era un che beveva, come quello che Marino il beveva, ma di più. Marino, che tu visto che il giorno 16 che ha fatto 2 mesi 2 senza bere. mesi, 2 mesi senza bere neanche appena viva di cacciassa, visto neanche che- whisky, neanche pibira, Quel che niente. l'era che lo traía, dopo diceva che saranno altri in cuore. Era la cacciazza. Che ti traía ti. Ma come mi traia? E adesso è un bel colore. Ah sì, Ma adesso chi che te in mangiare? Puoi buttare su adesso mangiare, il ma maio è è come come una il bestia. porco ingorda. E allora ciò. Il porco da bagna. Sì, Vai, no. muore Allora fuori. il ciucchera, l'idea, quando che lui beveva tanto, quello che l'idea è come alcolatra che dicono, fica in coma, fica che nei morto. Sì. Però, Vai, lo che ne era gente. Allora la sua turma ha detto, i segari uniti, ha detto, sai che famo? Quando che fa un'altra, così che lui resta là come morto, lo mettiamo dentro un cassone, lo portiamo del cimitero, mettiamo insieme un tumolo. E lui ha fatto. E uno sta là con un missione bianco, quando si dismissia, Tipo un fantasma. Tipo un fantasma. Lei sta là, quando sta a madrugada, si va a dismissia. E quell'altro là, così. Il ciaro di luna. Levo su qua a testa. guarda in mezzo al Che cimitero. non ci ha guardato il cimitero quando ho fatto. E che? Sono in 2. Quella dita. Tutano paraíso. No paraíso. Che dita? Che? Te sei in paradiso. Quasi nel paradiso, Lucio Bardà. Oggi vamos con il video. Ma come cosita? La dita. Te che visto di tanto bever cacciata te sei morto. Ma quanto tempo è lo che mi sono qua? E che dita lì un 2 di e ti. 10 anni che sono qua in paradiso. 10 anni lo leva su al gadita. 7 mio che ne una bodega. Se c'è tempo che te sei qua. Josiel, tem un videozinho do Altemir Comin, que ele esteve aqui, trouxe um monte de brinde aqui para nós, trouxe pinhão, Cachaça, graspa. Roda o videozinho curto aquele que ele fez aqui, que eu entreguei os prêmios para ele. Tá na mão ali? Vai. Sì. Ciao, Comin! Porco cane, ora qua. Ma mi hai tu porta che qua? Guarda qua i pignui. Maria Santissima! Guarda qua boccia, butta verde la qua. No, dassela intera, vai. E nose. Che boccia! Nose. Nose di 3 tipi. Tre tipi. Viene ancora qua, questa è qua, l'altro più grossette. Più grosse, nose, pecan. Questa è qua ancora. Ora che vai, nose. Grosse. Nose.
saco e pignui, guarda, un saco, becche sgranai de voce. Maria Santa, guardate, guardate. Adesso qua, adesso qua abbiamo il meglio. A parte buona. Questo qua è il vino rosé che noi fermo lassù di San Giorgio, là dove mio cugnato Gilmare e mia sorella Salute. Da uva negretta. Uva vostra? A negretta che è a Bordeaux e a francese negra. Insieme? Insieme, meda a meda. So che è rosé questo. Sì, vedo. È rosé. Sai come che fa il rosé? Vuole mio dirtene. Tira via avanti. Tira via avanti. Questa qua è la graspa con salsa fries. Salsa fries. Come testo giri, allora le mie... Io mia ora di una cacciasita con l'erba. Questa qua... Salsa fries. Questa qua è la graspa con propoli. Propoli. Del nostre ave. Allora lì il propoli. Te cura as amidolas, a garganta. Dá pra beber? Verdi. Mi bevo mia che so dio dirigir. Ah sì? Ma mi che sto casa? Sì. Il propoli che becche ciapà. Calma. È tua quelli. E la vostra famiglia. Perché come te giri il propoli. E qua è la meglio cosa. Questo qua è salsa fries, sente che è l'aroma da camadeira qua. Sempre per mettere dentro la cacciata. La sarà che te che olha l'aroma dentro di casa. Sì. E questa qua è graspa che fa il paraí di amore, da amora. Aquelas amora che ha spini, che amora. Mi sumia na tu vede. Com'è che si chiama che amora lì? Le due cagnate che ha plantazione. E lui lì in paraí che fa questa graspa lì, ma lei è giovane ancora. Vede storia. Non è fragole. Queste qua le cose tutte nostre della colonia. E allora ti ci visto i regali, vero? I regali? Sì. Ora qua che ti presenti i regali. Allora qua che è una cassa con prodotti che se da pian alimentos. Nostri là. Caderni e il paro estivale. Qua che ne bevida, de Afante. Qua che è una cassa di prodotti Miriam e qua intera che è la cassa di Aquafest. Capito? Allora qua un ringraziamento, ci visto farmi una visita a Milano che si vede io qui. Ma ti sei ancora giovane o ti? Anche a te. Apareceu ali. Mas ó, bicho velho, comi un struconasso a ti. Exceto che adesso abbiamo di chiamare dottor Roberto. Opa! Dottor Roberto Arrocche. Dottor Roberto. Proprio così, dottor Roberto Arrocche, che lei è medico, lei è un dottor, vero? E lavora là a Clinica San Luca con il dottor Paolo. Ecco. Ma lui è storiador, pesquisador, gli piace gran tanto di mettere via le storie di anticamente. Proprio. E lui se pensa con tutta quanti i dettagli e tutto, vero? Questo che è importante. E come che parla l'italiano? Parla bene l'italiano, lui che ha sempre voluto bene l'italiano, lo ha sempre conservato, lo ha sempre mantenuto, questo che è importante. Lei è una grande persona, se de Serafina Correa, la fa parte adesso tutte le domeniche qua con altri, con una storia dell'italiano. Un ringraziamento anche alla Neiva, la sua donna. Ecco, che l'ha meggiuta gran tanto. Allora, Josiel, metti su qua, dottor Roberto Arrocche, vai. Tem una cappella da rente del paese Serafina degli anni 40, era la festa del padroero la domenica e che era allora la messa dopo il churrasco. Sta ancora il padre Luigi Petrassani di messa quel giorno là, frega la conta. Ma dopo in finale era tutti andare in direzione al salonetto per mangiare il churrasco e ha visto che si fermava un camionetto piccoletto così con un cassone alto, e c'aveva il cassone che il tempo là adesso esempio la carrozzeria. E salta fuori un uomo mezzo petisotto, rinforzato, bombacciuto. Allora domandava se poteva mangiare anche lui. Sì, sentite qua, mangia. Perché non era merda per tutti pagavano magari. Ora, mangia insieme, ma dopo si è accorto che tutti lo guardavano questo foresto e si è pensato, ma io che mi presento? Allora le va su e dice assim, mi sono venuto del Paraná e sono venuto a comprare carne. Per degli altri,
I nostri colonizzatori là dei posti nuovi, banda medianeira, si desmentegai di portarsi giù i cani quando sono andati su. Ciò è là che se le bestie feroci, anche la tigre, la onza, la che se là. Allora adesso si rendono accorti, madonna, occorre il cane per non altri per difendersi, che sta intorno a dare avvisi al manco. E allora la colonizzatore mi ha incargato di comprare 80 cani. E paga 500 fiorini all'uno. E allora perché lavoro mi tocca darvi a Dio adesso, perché va finco tipo ran comprarsi i cani. Perché cosa ho visto? Che là è malciappai che la povera gente là. La che è andata storta, ma del tutto stanno qua. Ora manco questi 500 fiorini al cancio, e ben paghi. Chissà giunti un pochettino a tirarsi su. Allora va che mi ha detto per andare a Monteveneto, che ancora 7 chilometri. E non, tocca avanti dei giorni, fare tutti i giorni di lavoro lì. Uno gli ha detto, 7? No, è 70. Signor, voluto dirmi, 70 gli ha detto. E non altri che avresti no can. Un altro che ha detto, e siamo più malciappai che qui via al Monteveneto. E quell'altro, allora, ve lo vendiamo se volete. Ma mi toccherà, gli ha detto, 70 chilometri. E tocca arrivare dei giorni, andare via dei giorni. Va bene. Se vedete dei datori i vostri cambi, ve li pago 500 fiorini a lui. Ciò, dai tutti via a casa. Un pochettino, i pidarenti tornavano ormai con i can tirai per una cordetta. Tante volte l'uomo a cavallo, il can del Dio, 2, 3, fin 4 can che era che tirava. Era 20 poche famiglie in tutta la comunità là. Ciò tutto organizzato, si sentava in tenatola là. Aveva un fadello, tomava nota il nome del paron del can, che pagava 500 fiorini, e tanti can, aveva la casa con tutte note di 1000 che gli aveva dato i colonizzatori. C'aveva nota di 1000, e c'aveva in trucco 500 fiorini. Pago 500, pago 1000, c'aveva in trucco 500, pago 500. E metteva in un cofre con un lucchetto, solo quei legale la chiave, me lo metto, per mettere il trucco tutto qua come che ha fatto. Final, comprasti i can, cargati, ringraziai tutti che gli sparato un viaggio di 70 km, è andato via. Il carro ormai che sbagliava, Cuorini, è andato via. Ciò, quando si arriva a casa, e tu sai che piaceva, come mi vendessero il can, che le robe là, ma un pochettino si gacchietava tutti, era tutto silenzio, ormai era la notte. Cioè, ascoltavo un bordellamento del distante. Andai dalle finestre, in tutte le case che avevo compagno. Dopo i gavici era can che sbagliava là fuori. Cioè, i cani rives erano i suoi. Con i suoi can, tornai a casa, scappai dell'uomo quarretto. Ma veniva a torse lì. Allora mattina del lunedì, giorno Dio, in Suni capita, dopo mezz'ora di sera nessuno, di notte nessuno, al martedì ha detto tutti, i soldi onesti che abbiamo ricevuti onestamente, andiamo in paese Serafina, compriamo i generi che occorre, pensi in paese tutti, quasi tutti che giorno là. Ciò i commercianti che abbiamo di farne, ma non di vendere no, di spiegarvi che i 1000 fiorini erano falsi, tutti i soldi falsi. Allora il compratore del cane, al che dà una nota di 1000, falsa, riceveva 500 soldi buoni, e l'ha ciappato in tutti i 40, mia vera. Se l'era tolta, più contento dell'uno, dove se la sta. E quando era un pochettino avanti, sapeva quasi il che ha fatto, si è fermato, ha aperto il cassone del camion del Dio, ha mollato tutti i can, e andati via tutti le carriere, tutti insieme, sbagliando come matti, che più contenti che i cani l'anno che n'era, dai cada un casa sua. Ma che bella storia, che bella storia, sì, che spettacolo. Gavemo Bartoldetto, Gavemo Bartoldetto, Marino, avete fatto che un'intervista qua? Ma sei matto. Josiel, metti su Bartoldetto lá, vediamo cosa che abbiamo fuori adesso, parlare in campo. Saudações nostalplégicas aos nossos televisionários. Saudações, Marinho! Saudações, Bartoldetto! No comando do nosso programa Momento Cool.
cultural. Opa! Ô Marinho, tu gostou do meu look? Gostei, não, tu viu que não é o mesmo da rádio, né? No, ma te rádio te vem tutto medio mal vestito, perché qua te vem bem? E olha meu sapato. Oh, tusi de Dio, quelle scarpe lì, le fatte di che tipo? Exótico. Come è che lei? Exótico. Exótico. Ma sarà che le coro de che? Coro de Jaguatirica do ano de 94 antes de Cristo. Erlo macho ou fêmea? Macho. Ah. Pode ver pela cor assim. Sì. Enrugadão ali, ó. Cioè, ma che belle scarpette, Bartoldetto. E aí? Ma che piacere. Vamos lá, vamos falar com o Marinho hoje no nosso programa. Opa! É nosso momento, que é importante saber. As pessoas que levam a cultura, né? Isto. Marinho se criou no meio do mato, Marinho? Ma in mezzo alle capoeire, perché a mia epoca il mato ormai l'aveva tagliato tutto. Marinho não teve... Conheceu o nono, a nona, não? Nono e a nonna, neanche un. Neanche un nonno, neanche una nonna che abbia il piacere. Sério, Marinho? Sério. Il piacere. Non so che lei, la carezza di un nonno. O carinho do nono, conversar com o nono. Isso, não sou minha que é. Marinho, Alcides, Razel e Stefanão. É tudo que é misturado. Misturamento. É um misturamento. É um bate-buio. Bate-buio? Bate-buio, sim. Sabe o que é um bate-buio? Procura no dicionário. É isso aí. Mas então o Marinho é do mato. Do mato, é próprio cosita. Trabalhou na roça. Tanto. Caçou! Oh! Ma de céu. Quando era criança, né? Fim 15 anni, dopo como lá capoeira. Mas aquele tempo caçava... O pessoal caçava por necessidade, né? Ma Cristo, caçava o quê, Marinho? Vamos lá. Ma vara, era lebre, tante lebre. Cunici, coelho, lebre. Cunicetti, lebre, colombi. Pomba. Colombi de mato, que dizia. Passarini. Bom, que está na época lá, aquele que vinha devante com o pé. Passarinho pegava com rede, né? Não, tiri. Com a fiunda. Também, né? Bodoque, com a rede. Fazia bem na rosto com o passarinho. Proprio. Le bestie. Tradição que até hoje. Le bestie più grandi, Bartoletti, la coppia con scioppetton che carghiate la... Até o... Palcano. Palcano. Espera um pouco. Espera um pouco. Espera um pouco, não? Espera um pouco, taquari. Quarentinha. Carguei para devante, meter sulla capeta que era tela. Eu tenho uma quarentinha para vender, Marinho. Ah, sim é? É meio usada, 50 pila só. Registro? Não, é um par de bota. Um par de bota baspã. Marinho, eu caçava tatu. Tatu, ma guarda te. Mas o bom mesmo era o mulitinha. Né? Mulitinha. Eu vou te contar um caso eu agora. Ah, vá. É sério. Sério? Sério. Eu tinha o meu nono e a minha nona. Que morava sozinho. É velho? Sim. Daí o nono era um exímio caçador de tatu. Ma guarda. Porque tinha um mulitinha bom pra comer. Sim. E tinha outro que chamava de... Rabo mole. Rabo mole. Sim, me pare. Ele falava assim, o rabo mole não é bom pra comer. Não. Que era aquele maior, né? Sim. Tinha Maia Morte, Anca? Maia Morte. Peludo. Maia su tante porcarie. Isso. Daí o mulitinho era pra comer mesmo. Daí tá o nono e a nona foram deitar. Deitado na cama, a nona puxa a corona. Né? Puxa o terço, Ave Maria, Glória ao Pai, Pai Nosso e a nona ali do lado. A nona foi deitar com aquele look dela, né? Aquele saco de farinha de antigamente. De formento. Fiado pra baixo. Camisola. Que as meninas hoje chamam de baby doll. Não, mas na volta que chamei é camisola. Camisola. Sim, camisola. Isso. Camisola. E o nono de budande próprio, né? Budande. Cuecão. Sim, fim de noite. Usada, branca. Aquele no tempo do casamento. Sim, tchau. Tava gasta já de tanto lavar. Barrigona de fora, deitado ali. Roncegueia, me digo. Mas, meu Deus. E lá no topo do morro, uns 50 metros de casa, os cachorros começaram aquela zoeira, e latem pra cá, e latem pra lá, e a nona disse: Véi, eu me levanto e vai ver o que tem aqueles bichos. Sim. Ninguém dorme hoje. E o nono mandadinho. Para que pai, O nono mandadinho, né? Sim, bem comandado. Que nem nós somos com a nossa mulherada, né? Bem mandado. Levantou, meteu a cartucheira da quarentinha, barriga de fora, bonezinho,
do Sicredi, na época. Ah, bom, sim. Chinelo de couro, só de cuecão ali, né? Sim, tio. E tinha, como é que chamava, Marinho? Budande. Budande, sim. Aí, pensou, vou lá buscar esse bicho na unha, né? Aí pegou o lampião, chegando lá, a bicharada ali, pega, não pega, ele pegou e deu uma clareada no buraco, era um tatu. Olha! Toca recém-feita. Fresca, meu bicho fresco, pensou. Não é tanto fundo, é amanhã Laura. que eu vou te levar, né? Daí pensou, te levo vivo, boto lá onde dorme as galinhas, né? E amanhã... amanhã sai uma carne ao molho, tócio. Tócio, sim. Com polenta. A milanesa cara está bom. Também. Aí, pegou, clareou, viu que o bicho tava fazendo o buraco. Pegou na hora, né? Com a boca na bucina. Quebrou um galho, pendurou o lampiãozinho lá. Como é que chamava em italiano? Lampião? Lampião? Feral. Chiaretto, feral. Sim. Pegou, baixou lá, foi e puxou o bicho, velho. Só que veio e acredito que pegou numa raiz. E não vinha. La gacha papacoa? E não saía. Tipo como empenhar-se, gato. Firmou ali. Guarda-se E eu não pensou, não vou perder pra um tatu. Mas, senhor. Meteu-lhe as duas mãos e puxou. Quando puxou com força, resbalou a mão. A perna escapou e a cuecão. Mudande. Abriu no meio. Bregai. Mas ficou como nasceu, como veio o mundo. Assim? Tava tudo escuro. Aqui que vede, vale mais. Ninguém sabia de nada. Tá tudo certo. Sim. Dá pra ele canso. Ele e os cachorros. E o nono não era de desistir fácil. Pegou, voltou lá, pegou de novo. Puxava pra esquerda, puxava pra direita. E abrindo a cueca cada vez mais, ficou só os elásticos pendurados. Ficou ali, ó. Pensou, se eu não chamar ajuda, não tira o bicho. Mas vai chamar quem? Daí tinha a nona. E a nona era daquelas da Itália lá, né? Sim. De Bergamo. Bergamasca. Cativa que fa Mas paura. era pior que o veneno. Assim é? Pior. Pensou, se eu chamar, ela vai vir mais brava. Mas chamou, senão... Pitosta de perto de tatu? Ô, véia! Chamou 2 vezes. Daí a nona levantou com aquele negócio, largou os cabelos pra baixo assim, né? Usava o cabelo amarrado, o cocão. Daí a nona pegou, procurou o lampião, não achou, pegou um chareto. Sim. Aquelas... Chareto com a candela. Isso, era do petróleo. Petróleo. Meteu-lhe um fósforo ali e veio. Parecia um fantasminha, de branco. Cabelo branco. Tudo assim. despetenada. Magra, minha nona era que nem uma tábua de 30, mais ou menos. Magra. Molhada, limpa, pesava uns 18,5 kg. Tá mas era terminada, né? De veleno que tinha. De tanto veleno que era braba. A minha nona era braba. Daí chegando lá, ela meio que tropeçou e disse: "Velho, o que eu faço aqui?" Morreu o chareto carnal. Sim. Morreu. A velhinha, né? Sim. Daí o nono firme lá no rabo. Sim, tá cá. Nona, vem pra frente aqui e me ajuda. Daí a nona foi. Não sabia de nada, santa inocência, né? Sim. Disse assim: "O que eu tenho que fazer, velho?" Uma braba, né? Sim, Cancarão, velho. Cancarão! O nono disse assim: "Vem atrás de mim. Pelo meio das minhas pernas. Pega pelo rabo e puxa tu também." Ajuda-me, tira. E a nona, que não sabia de nada, em vez de explicar o que era, foi lá, se ajeitou, puxou aquele baby doll lá, aquele negócio lá, e passou a mão por baixo assim pra procurar o rabo do tatu. Quando largou pra pegar o rabo do tatu, encontrou na hora um rabo, mas não sabia que rabo que era. Era o coisa do tatu, não? Era quase que nem o do tatu. Quando a nona meteu-lhe a mão assim que sentiu, a pessoa: "Eu vou te arrancar ali desse buraco, nem que seja a unha." Eu não sou uma bergamasca. Tá tudo bem. O tatu vai ter que vir eu reviro esse buraco. Meteu-lhe as duas mãos, quando sentiu que veio fácil, pensou: "Vou dar uma puxadinha pra ver quanta força tem que fazer." Sim, né? claro. Quando ela deu uma puxadinha que veio fácil, ela largou e disse: "Não, tem que largar esse aqui porque é um daqueles rabo mole." Gacha para com as baleadas. Aí que tá. Bom. Tinha outro tipo de tatu, né? Que não era bicho.
Sim. Quem trabalhou na roça sabe, E né? sabe que ele é um tatu. É velho. Pata Verdade. Não há certo que, Miguel, posso explicar que? Claro, cara, explica. Se che aveva una colonna di terra e banda di là del monte si impiantea miglio. E allora Daí tinha que subir o morro. Ecco, per desceu o venire a morro. casa col miglio, con la carretta piena, che non erano rivoni a andare su. Na ida tudo ajudava. E con la giunta de boi... Mas na volta, Ecco, carga! Rivia a metà riva. Os boi paravam, cansado, sede. Antes se dizia, iga empacar ou senão iga te pata tu. Assim é. Era um termo que usava, pegou tatu, daí não ia mais. E boi iga te pata daí parava, deixava descansar o boi. Era. E era dois assim. te cai pra ver assim. Batia muito nos boi, né, Marinho? Tanto isso dia. As pessoas era cruel, né? Sì, con le bestie sì. Saber che i boi era una cosa essencial, importante muito. per l'epoca, capito? Tração animal. Era um trator. Foi porque no início da colonização não tinha os boi. No. Era tudo na enxada e no homem, na força do homem. Depois veio a tração animal, depois veio a máquina. Proprio, che eles vêm... Evolução. A evolução, claro. Isso aí, isso aí. Claro. Anche i cavalli doperia tanto. Usava muito. Per meio di trasporto, per andare per tutti i cantoni e anche per fare lavori di colonia. E a cavalo, no moinho, na cidade, sì, na escola, giusto. na missa, no casamento, a cavalo. Me papà e mia mamma si chiama ridai a cavallo. A cavalo, Sì, e si chiama ridai il borse. E te per strada, il borse è l'unione da sera, coi. E allora che c'era la parrocchia là, loro andati con i cavalli, i compari insieme, tutti dei cavalli. Todo mundo ia a cavalo. Già era una secca di 6 mesi che epoca là, che si chiama ridai il papà. Secca. Arriva in chiesa la noiva, mia mamma poretta, con 2 dei di puera del vestito. Imagina! Iga trebulà. Ma infatti... Strada de chão. Sì, sì. Longe, tudo era longe. Tutto distante. Era problema, né? Ecco. Era triste. Mas as gerações foram mudando a vida, melhorando e hoje estamos aí, né? É isso aí, Bartoldetto. Mas tu sofreu também ou não muito? Mas não que nem o pai ou não? No. Io soffrivo, ma no di dire tanto. Isso era puxado, né? É que se comecia dove laurar, Bartoldetto. Piazzada de 6, 7 anos trabalhava na roça. Trabalhava na roça. Il primo lavoro miei era sappare sotto il vignale e scartossare milho. Como é que é? Vamos lá. Capinar debaixo do pareiral. Isso, mantenha limpo. E descascar milho. Scartossare milho para dopo farlo e masnarlo e dare... E usava o sabugo para fazer fogo. E para outras coisas. E outras coisas também, sim. Quem já usou sabugo sabe. A palha para dar para os boi para fazer o paião. O colchão. Sim, E o milho para as bicharadas ou para a polenta. Ecco. Não botava fora nada, né? Mas niente. Tá terminando nosso tempo, é? Mas foi bom, né, Marinho? Foi bom. Vamos fazer Você quer ver contar tanta historieta? Mas vamos contar outra hora. Outro dia. Outra hora contamos outra história bacana. Sim. Fechou? Fechou. Salute. Como é que é? A tutti quanti um? O struconasso. Marinho! Marinho, desse pelo de Bartoldetto. Chama Bartoldetto, que figuraça! Sì, ci ha intervistato. Foi bacana, né? Foi bom, muito bom. Tem show de bola. Buonasera, Flauri! Buonasera. Pode usar a câmera número 8 do Brutinho lá. lá em Sì, cima. tutto bene? Tudo bem, tudo certo. Grazie che ci visto qua. Grazie a Dio, ma un convite tuo. Far come? Convite na hora, Muito bem, show de bola. Sotto piove, ma Ecco, bello. Ecco, tá chovendo? Quando chegou, tava chovendo? Urca Dio, ma una piova bella del buon. Muito bem, Bella muito bem. piova. Ghetto ascoltai fra dei Zadinello, devo parlare. Te parli ancora italiano, no? Sì, parlo. Delle volte mi desmento con qualche parola, ma... Sim, não, mas não vou dire. La maioria parlo italiano. O Flauri tem uma história muito bacana, muito bonita, né? De que é nosso patrocinador e que também praticamente viveu na mesma região, próximo ali dos irmãos Adinello. Lì da Rente, loro là di Radin e mi là di Miliavanga, ma vinha tutto, un giorno sì e un altro no a comprare la loja del papà. Ah, que vocês tinham uma loja, sim, né? Sim, lá da loja do papá.
De Furlani, sim. Olha quanto assunto que teria. Aquele tempo lá, quando tu era criança, o que mais vendia lá na loja? Petróleo. Chiaretti. Sim. Sal, petróleo, açúcar, café. A cesta básica. Coisa que o colono gavia a minha casa. Mas e vinha com as portinas, queste qua. De dressa. Piena de uve intorciai tes cartosse de milho. Olha ali que o Bartoletto falou da palha, Marinho. Roba da mate. E formai ho fatto casa, ma il papai impegna un mezzo balcão lá e 2 giorni dopo vinha quei de Bento, de Porto Alegre, portava via tutto. Então, le galline in cima al fucca, il portamale in cima, portava galline via a cosetta, roba anche de credere cosa che le incoi. Olha só, olha só. Então, e portei a coisa que produzia casa que avançia de coisa. Pô, mas esparanhia para poder vender. Mas esparanhia? Sal, bombazina, açúcar, budei, bombazina, tudo em peça. E lá também vendia roupa. Sim, vendia roupa, tudo em peça, em metro. Bombazina e brincoringa. La bombazina per fare inizioni. Brincoringa. Il riscado era per fare le braghe. Sardinello, pensi te, e vinha con la careta e mania via 2 sacchi di zucchero, 5 sacchi di sal, farina, 2 latte di petrolio, farina di fermento. Con le mule, carete, anche era quelli che vincono i boi. La careta e i boi. Ma robe, pensarsi di che tempo là. Mas é bom o cara lembrar daqui. Sim, teria tanto assunto, né? Seria assunto demais. E dopo mi viene fuori anche com'è che le volta al mondo per fare le camicie? Sì. A volta al mondo? Ma le volte al mondo vengono tutte le camicie pronte. Lo sai se? Sì, le camicie vengono pronte. Le prime camicie. Era difficile di fare la costura delle volte al mondo. So che te le lavei 5 minuti dopo ed era su. Per quella che dà valore, perché la lavea della ora mette su di nuovo. Vanni dal baile se lavea la camisa sporca di barro, di sudore. 5 minuti dopo era pronta. Flauri, giutta, tira fuori un nome là. 2 o 3 nomi dopo andiamo alla suonata. Qua facciamo sorteio. E allora, ma che sorteio è lo che facciamo? Premi qua, una luce dei regali. Disi nome là. Charles Eduardo Spessato. Isso, Butarento. Tappa via per in mezzo. Antonio Sampaio. T'ho visto. Sergio Sokolowski. T'ho visto. Polacco là di Manao. Sergio. Arilde Cipriani. San Domingo. Visto? Noeli Milesi. Vai ridendoti. Gustavo Boaro. Volmir Ferrari. Ecco. Tá bom così, un altro sol, tá bom. Gilmar Tasca. Buttarento tutti là adesso, butta là. Femo una sonata, dopo torniamo qua per far sorteio tutti insieme, dottor Paolo, Claudio, tutti qua. Sì o no? Femo una sciacola. Sì, Marino. Adesso di nuovo Sardinello. Con altri là, vai. Posso offrire la musica a qualcuno? Per fatica, ma negli saluto alle donne, quelli che si casano. Come la mia sorella là che ascolta, guidi ancora, ha 94 anni. E mi ha detto che oferecesse una musica. E Sofia Joel, Pelisson. Então, oferecer a música. Ma com'è che è il nome della, o cunhado? Iris Pelinção e Joel Pelinção. Eccolo, isso. Eu estou falecido domingo. Eu tenho os troianos. Falecido domingo. Isso. Vou jogar bola com lui. Eu tenho os troianos para homenagear, ma coisa é distante, troiani lá. Ma chiama di stesso. Ele me tentou me ligar, mas antes era senza internet, ele não deu para dar resposta para ele, mas tá tudo bem, beleza. E troiani. Ecco. Dopo che femo la castagnola, Luri. A femo, Sì, dopo. Dai. Sai che era da musica do FIFA. Dopo beveste un traghetto. Tá bom, allora, vai. A dança do macaco.
vi hoje na rodilha de um cipó, um macaco de colete, um bugio de paletó. Ninguém viu o que eu vi hoje na rodilha de um cipó, um macaco de colete e um bugio de paletó. Chora meu louro, vem cá meu coitadinho, macaco olha teu rabo, deixa o rabo do vizinho. Chora meu louro, vem cá meu coitadinho, macaco olha teu rabo, deixa o rabo do vizinho. Esta dança dos macacos que veio de antigamente, quando o homem era bicho e o macaco era gente. Esta dança do macaco que veio de antigamente, quando o homem era bicho e o macaco era gente. Chora meu louro, vem cá meu coitadinho, macaco olha o teu rabo e deixa o rabo do vizinho. Chora meu louro, vem cá meu coitadinho, macaco olha o teu rabo e deixa o rabo do vizinho. Esta dança do macaco que veio de antigamente, quando o homem era bicho e o macaco era gente. Esta dança do macaco que veio de antigamente, quando o homem era bicho e o macaco era gente. Chora meu louro, que este mundo é um buraco, a mulher matou o marido pensando que era um macaco. Chora meu louro, que este mundo é um buraco, a mulher matou o marido pensando que era um macaco. Femo un'altra, sì. Una italiana, no? No, femo una 299. per fazer a castagnola. A Castanhola! Ei! Hoje vamos passar uns minutos. Irmãos Troian. Irmãos Troian, vai! Lá na Itália. Uma música do nossos falecidos Zilo e Zalo. É um tango que já não se vê mais tocar tango, ninguém conhece quase. Vou fazer um tango ali. O Fleury dançou tango que nós tocamos e muitos também. Deixas que falem de ti, minha querida, pois no passado não importa o que tu foste. Vamos em diante porque a vida continua e um lar singelo tem à espera de nós dois. Deixas que o mundo contradiga meus incentos de dar um lar a quem andou de mão em mão. O amor é cego e para mim tu és a vida. Ninguém jamais destruirá minha ilusão. Se for pecado a união de nossas vidas, pergunto a Deus por que razão sou pecador. Pois quem eu amo se errou também sofreu, e não é justo naufragar em nosso amor. Perdão, Senhor, por não cumprir com a lei divina, pois como amante não iremos ao altar, mas seguiremos pela vida sempre unidos. Só mesmo a morte poderá nos separar.
Bendigo a noite que encontrei-te amargurada, entre soluço confessaste o teu passado, que não queria mais viver nas madrugadas, pois desejava ter na vida um lar honrado. Beijei teus lábios e saímos caminhando, agora eu sei que sou eu sua paixão. Eu sou feliz, pois compreendi que era sincera, e te entreguei meu corpo e alma e coração. Marinho, Sì, Florinio, che qua che impieniamo tutto qua. Claudio, vieni qua, tutti qua stasera. sì, brutti si buccia. Adesso si buccia i brutti. Marinho, che è stato anche a te qua. Paulo, Flauri, da Migi Plus, patrocinador. Dottor Paulo, patrocinador dos produtos Miriam, che è la de Drio. Claudio Pisetta, patrocinador da Mecal. Quanti anni, Claudio? 51 anni di Mecal, quasi 51 di patrocinio. Manco diga. Colorado, gremista. Colorado, è Colorado. O Inter sta giocando? Sì. Sta perdendo in casa. Ma Mirassol non va essere facile. Ecco, ma tutto certo, no? Non abbiamo niente da vedere con loro. Dottor Paolo, buonasera, tutto a posto? Buonasera, com'è che stai? Buono? Sì, non avete che visto che baccan su questa sera, Sì, con questi cantori lì che mi piace tanto. Ecco. C'era di vedere un Jerry Mega passare una fita quando la radio di Sega ha fatto 10 anni. Opa. In 1998 e mi fece i compleanni, anniversario, in marzo, e invitei gli amici per stare insieme, copiai una bestia là e venia. E cavei fra 10 Sardinello di cantare là la San Francisco sotto gli alberi, Inês Rizardo, Geraldo Piccini, com baita Jaime Pastre, com baita de um costelão. Venia tutti là con famiglia, se cantea, se passei na domenica. Bom, Io trasmette il programma italiano La Voce di Veneto, Sì, là della Cappella San Francisco. Era difficile perché i mezzi di comunicazione non era mia tanto così. Si invitei gli allora, amici parlando in tecnologia, gas cambia, vero? Guarda che siamo coi nuantri qua. Come che se avevamo catai fuori, mia vero? Sì o no? È vero. Allora qua, passando la nostra immagine qua, dei cantori, dei nuantri qua, via internet, arrivando alle persone del Mato Grosso, della Italia, non vuol dire dove che si devono assistirmi, mia vero? Che spettacolo, Che i tempi là, dottor Paolo, c'era la radio, la era belche una tecnologia, sì o no? Sì. Era una tecnologia. Era più facile trasmettere solo che a Ose, ma se fa il video anche. Sì. Allora era solo che a Ose, perché trasmettere la immagine non aveva neanche questa possibilità. Immaginaci in 98. Sì. Ecco, va bene? Ma va bene. Passi che il microfono là. Claudio, buonasera. Buonasera. Vuoi dirti solo una cosa che guardia sempre Brutin. Era brutto guardarlo nella live. Ma te parli anche a vivo allora? Al vivo è più brutto ancora. Ma Claudio! Mi è Claudio Pinzetta. Che stimolo che mi è Claudio Flauri. Mio padre mi voleva bene, mi dice che era bene. Mi è Claudio Pinzetta, siamo stati collega di radio, a Radio Rosario. Nós somos colega de rádio na Rádio Rosário. 1985 até 87, por aí. Por aí, né? Ecco, E abbiamo una amicizia tanto grande desde quel tempo là, mi vero parceri fino al giorno d'oggi. Parla italiano, A prima radio de Serafina, proprio, dei preti, do padre Quintilio. È ben così. Mediuteo fa il sorteio. Tira un cada uno di tre. Flauri, c'era anche compagno di Azeria della Pasqua. Ave Maria. Tira un nome là, lì di là. Daghe là, dottor Paolo. Va, dottor Paolo, questo, no quelli Vedi qua. Questo qua. Ciao, buon vede. Floriano Jorge Rosniewski. Polacco e San Domingo. Polacco di San Domingo. Dopo di brutto. Vai, lì di ancora, microfono là. Tanti polacchi, sì. Floriano Jorge Rosniewski.
Rogneschi. No, Rosniecki. Rosnieschi. Allora che Rosnieschi, un polacco. Tá. Claudio, adesso tira tu. Fare una giustizia in quanto tira. Quadro, Josi, tudo certo ali? Tesec se parla i 150 anni da immigrazione italiana. Sì. Base 150 anni dalla immigrazione polonese. Questo anno qua. E 200 degli alemani. 200 alemani, anche dei suissi, i polacchi, i suissi, gli italiani. Claudio, il nome là. Silvia Zancan Pastre. Silvia Zancan Pastre. Paolo, dottor Paolo. Silvia Zancan Pastre, Josiel, giù là. Guarda in su, guarda in su. O Rogneschi è il primo. Luca che dà più sorte agli altri. Vai là, Nilze Terezinha Dalpian Teacher. Nilza Terezinha Dalpian Teacher. Teacher. È alemão ou polaco? Alemão? Teacher, Ticker. Dai. Alemão. É alemão, vero? Ecco. Ali, beleza. Visto. Va bene. Então, Jorge Floriano Matosi, Floriano. Sì, Floriano, un struconasso a quelli di San Domingos che abbiamo un'audienza. Quanti che caccia a San Domingo ormai? Sì, tanti. La Pirin, la Flauri, no, 2 volte. Flauri, parlami del italiano, dei 150 anni della cultura italiana, della nostra vita, della nostra gente, venesti dall'Italia, per il nostro Brasile. Quanto importante è una impresa che anche la tua, dottor Paolo Gassua, e Claudio che ha una impresa anche lui, che ha aiutato a trasformare questo Brasile qua, non altri che avevamo in televene il sangue italiano. Ti senti tu importante nel Brasile? Bom, só per dirti, te sai che la novella Terra Nostra della Globo è stata filmata con un primo cousin mio. Sì, Leon Donati, Daniel Donati. Daniel Donati. E tutte le volte che sto Benedetto Rui Barbosa, che è stato lui che scrive, è stato il direttore della novella. Tutte le volte che andava del bairro Bexiga, perché viene a casa stufo e si sentiva dove sto mio parente, ti vai? E gli domandava un giorno, ma Benedetto, che tutti i giorni che ti arrivi a casa sto stufo? Sondrio scrive la novella dell'immigrazione italiana quando è visita il Brasile. E allora che ha detto, senti tesoro lì che adesso ti conto la storia della mia famiglia. E la storia della famiglia l'ha scritta e detta della novella come proprio è stata. E la parte più importante è quella di che del navio venivano le donne con i bambini piccinini e la mamma del mio papà, la Eleonora Magrin, la era una... Eleonora Magrin, sì, parente, siamo parenti di Paolo. Eleonora Magrin la aveva 1 anno e mezzo e la era in collo della bisnona, della Francesca Migliavacca. E la era quasi mezza morta, ma il guarda del navio c'era una donna vicina che la bambina la era morta in braccio, la ciappata e tira via questa bambina del braccio della donna, buttala nel mare. E buttata al mare, tutti che morivano dentro il navio buttati al mare. E ciò, con la va a tirare via la bambina, la donna che ha perso la bambina del fiume, l'ha detto che la donna lì anche la una bambina che è morta in 2 giorni che parla mia, che si muove mia. E ciò quando il guarda del navio, il marinaio, quel va là torna la bambina in braccio della mia bisnonna, ciò la tira e la nonna la tiene e la tira a sagata smissiata. E allora questa bambina la è a mia nonna. Eleonora Migliavacca, che ha la Magrin. Che storia, cara. Che storia. Quella storia. Che storia bella. Quella è la storia. Quasi che ti saria mia qua. Delle volte. Ma tocca aver sorte della vita. Sì. Ah, sì, Visto che bella storia,
la sua nonna si chiamava Leonora. Sì. Che era sorella da mia nonna, che era Lucia. Magrin. Lucia. Allora il suo papà è figlio di questa Leonora Magrin. E mi sono netto di questa bisnetto di questa Lucia Magrin Massolini. Molto e bene. lui, Leonora Magrin Migliavacca. Allora siamo parenti. Parenti. Ben di sangue. Va bene, va bene. Tutto bene, Claudio? Tutto a posto? Sì. Claudio non le mie parente nostro, ma Claudio sarebbe caro tornai di essere colono, Claudio sei colono, Mantovani. No, mi sono parente di Paolo e di Flaury. Mia mamma e sua mamma tutte mamme. Tutte mamme. Claro, bella fatica. Ma adesso non entri qua a parlare bruttezza, siamo tutti parenti. No, manco bruttini. Ben ciapai. Ascolta, Gali manda ritratti. Tutti. No, ma il primo. È il primo che manda, importante è il Floriano, primo. vedrai che brutto che è Floriano. Metti su Più Floriano brutto là. di me. Più brutto di me. Guarda lì, se non è più brutto di me. Biscio, veglio, Floriano e ancora Ghinello? A seconda è la chi? Guarda. Qua. A Pastre. Pastre, isso. Ecco. Ah sì, vediamo qua, giù mi sono... sì, guarda il sacco da Mighi Plus là che ti ho visto. La Silvia Zancan Pastre, ecco. Silvia non deu desta vez, ecco, perché il Floriano le sta furbo. Il polacco sta sguelto. Floriano le sta furbo. Bon, adesso demo banda ai suonatori e dopo torniamo qua per finire. Stasera che abbiamo la menestra dei capelletti, proprio per domenica di sera, sì, nostra Italia. A Marino, guarda Marino là, il nostro cuginiero. Tutto sudà, tu sudà. E il cucco, Capito parecchiacchi. Sento cosa che Claudio ha domandato, il mio sifolotto in man? O no? Sai il sifolotto in man? Il sifolotto proprio? Sì, sifolotto, Mi sono nascesto in colonia con l'ora peso di un can, per pupalere un ferre, l'orea in coppa di man. Mi ha fatto un sifolotto per soffiare far baccan, e son venuto in città e desproglia sorriva col mio sifolotto in mano. Un giorno son da cantare nella festa di San Giovanni, la canzone che il loga fa con pensamento a lontan. I fabbricieri dicea via di lì brutto can, mega tocca a scampare per essere trio cantare col mio sifolotto in mano. Me goccata un'amorosa, una fiola di un aleman. Sto vecchio il bevea tanto, l'era proprio scalzaccan. Una sera l'eriva ciucco e il gaffa su un baccan. Lui era lì che il vardea, in quanto mi la strucchea col mio sifolotto in mano. Quando me go marida con la fiola dell'aleman, e il prete l'oral me dice non vuoi in chiesa baccan. Quando il vede il sifolotto e me dice va bin pian, na sifola da goda, così mi go marida col mio sifolotto in mano. Ringraziamo i nostri patrocinatori, Marino
No, non tem tempo feio, né? Até velório eles vão animar uma hora dessa. C'ha parlare il microfono là. Ringraziamo qua la Dirnet, provedore d'accesso internet, la Migi Plus, la di Máquinas e Algor, ringraziamo abastecedora Casquense Posto do Décio, Pian Alimentos, São Parcangati e Pesci, Bota Superlebe Baspan, avemo la Nova Cadernos, Vodka Raisca, Aquafest, avemo Supermercados Marim, Metal Mark, Máquinas e Equipamentos, DR Construtora e Incorporadora, avemo anche qua la Oral Unique Clínica Odontologica, Dioclésio Barato Strugonasso, guarda che di mano l'altro ti aspettiamo che ti venga qua a suonare ancora, Avemo Metaforros in PVC, Miriam Alimentos, Shop Lucena, Supermercato Polivalente de Serafina e Santa Rosa, de Bibiano Deito, sua equipe, Cereais Menin, anche, e Clanovic, Sbitagere Industrial, Terapiana, Asfalto e de là avanti, giusto? Ecco, dico idea che finimo il programma, no? Ringraziamo la Mecal de Serafina, nostri patrocinatori, e quanti anni Marino? 50 passani, vero? Ecco. Un anno avanti che cominciare a patrocinare. E che cominciare a patrocinare un anno avanti. Quanti deve verde a Mecal, va bene. Cosita sì. Qua, Flauri, vieni qua che finimo il programma, vedi che ringraziamo tutti, mia vero. Guadagnatori che mandare i tratti, tutto a posto. Ecco, dottor Paolo. Sì, ma dopo mi va a bandalori finirla. Conta una mentira, conta una mentira. Non sono busiario che neanche più. Non sono mica buon di che cose grosse in cattiva là. Allora volevo dare un saluto e dire che questo programma è una felicità per noi, non solo che di venire qua, ma di vedere là di casa, di assistere in tutte le bande. È un successo grandissimo. Se volete sapere come che è il palco qua, è una storia, è un stile, né? È un stile, un luxo, un luxo. Allora sempre ringraziare a voi di portare avanti l'italiano, di dargli opportunità, non a questi che sono famosi, ma anche altri che vengono qua a cantare per la prima volta, che ha questa possibilità. E per noi anche a parlare un poco della storia, dei 150 anni, dell'orgoglio che noi abbiamo di avere un'etnia forte di persone che lavora, che hanno fede, come anche la dimostrazione qua della grande romaria della Madonna del Rosario, sì, a Serafina Correa, e dire alle persone che è più importante, come diceva un nostro amico Guerino de Costa, che non è mia qua perché è partito, l'importante è volersi bene. Sempre diceva la medesima cosa quando finì il programma La Voce di Veneto, e non anche dire che non anche quasi una famiglia anche di partecipare, non solo che mi e questo uomo che abbiamo sangue della medesima famiglia dei Magrin, ma noi altri come amici, come persone che se vogliamo bene, che abbiamo rispetto uno con quell'altro, e così si fa la vita di 150 anni dell'immigrazione italiana, e auguri a tutti anche che se Dio fa la sua festa, i municipi. Cada un fa a sua parte, è vero? Cada un fa a sua parte. Só para ricordarti, Paolo, in cui è da 5 anni che è morto Darcy Lusato. Ah sì, è proprio un giorno di stotto. Mi lo comia conoscesto, mi parla tanto bene. Capo dei capi, mia vera, dottor Paolo. Sì, è una persona che porta il timore della nave degli italiani, e ha fatto dizionari, tante cose buone, e noi anche siamo discepoli di questa gente. Proprio. E dobbiamo fare la nostra parte per mantenere viva la nostra lingua, che è la identificazione di un popolo, di un povo. Quando noi verdiamo la bocca e parliamo, e dice quei là, gli italiani là da Serra Gaúcha, perché e senti che noi abbiamo una maniera di parlare un poco diversa. Ecco. E abbiamo onore che una volta, come volte era di parlare i sardinei, come si fa per andare a scuola, come si fa per andare a come che le persone parlavano. E aveva difficoltà di parlare italiano perché aveva vergogna, perché voleva parlare il portoghese, e dopo rideva. Perché si aveva difficoltà. E anche era là, il toso là della Romaria che ha detto così. Adesso, agora, nós vamos fazer, o padre vai fazer a bênção do pão. A bênção do pão. Do pão. Do pão. E che avete di pam? Ma eles eram de falar português, ele dizia, vamos fazer a bênção do pão. Mas ancora ele porta il sotaque italiano, il pão. Do pão. Quem é que é o professor lá de a Totera lá? Ele ha detto assim, un pochettino più avanti.
Não dir che pom. Vuoi ti tocca parlare? Pom. Neanche non so. Allora questa caratteristica era un poco difficile, allora il pupaga passa un poco di vergogna andarci a cidade parlando un poco italiano, un poco da lì avanti. Allora loro non stimolei i figli a parlare italiano. Questo che è il problema. E giorno è una cosa diversa. Sì. Parlare italiano è un orgoglio, perché portoghese sappiamo parlare. E allora la lingua si impara con radio, con la televisione, na scuola a parlare portoghese. E noi siamo di fare un sforzo perché tutti parlano italiano come un'identificazione e chi che sa parlare una lingua parla solo che una, chi che sa parlare due parla due. Parla due. Parla due lingue che, passi che o Claudio Pinzetta, per chi che non conosce, è figlio di Amelio Pinzetta. Quanti anni ha il papà? 87. 87. O seu Amélio é envolvido lá no 30, que é um ponto turístico, né, Flaury? Que pertence à Casca, onde tem o Museu Luigi Pinzetta, onde tem o museu e a casa do imigrante, né? A casa do imigrante e o Museu Luigi Pinzetta. Il Fogoler, il Paion Mas é uma das comunidades bonitas, que é um exemplo, né? E que o teu pai é sempre firme e forte para ajudar e contribuir naquela parte, né, Cláudio? E memórias afetivas do Frei Pinzetta. Ah, sim, do Frei Salvador. Salvador. Pinzetta, Salvador. Tão querido, principalmente em Flores da Cunha. Ecco, va bene. Exatamente. Tá bom, Cláudio? Obrigado, grazie. Flaury, passa aqui qua, Flaury. Flaury, grazie per la parceria, per l'amicizia, e grazie a tutto quel che ti hai fatto. Mi pare, quando che mi pare, venire a casa ancora a parlare con Flaury Miliavaca. Para ele era um orgulho ter conversado contigo, porque um veterinário, médico veterinário, naquele tempo lá que meu pai era jovem, era conversar com um médico veterinário, não era bem assim, né? É verdade. Sabe que agora, no dia 8 de dezembro, parlo italiano ou parliamo português? Come che te vuole? No dia 8 de dezembro eu faço 50 anos de formado. 50 anos de formado. E assim, ó, só para contar umas histórias para vocês, que quando eu vim da faculdade para Casca, você enxergava aquelas vacas magras, desidratadas, normalmente por falta de minerais. Não era porque não tinha comida. Não, tinha pasto, mas não tinha mineral. As vacas, os caras pegavam, elas começavam a perder os pedacinhos da última vértebra do rabo. Começavam a perder aquilo ali, aí eles achavam que a vaca tinha problema de caruncho. Caruncho. Dizia Ibis da Coa. Ibis da Coa. Escolta. Ali, e tinha uma faca, e taía a ponta da coa mais ou menos 20 centímetros, um palmo, cosita, la taía, com a vaca presa, e que metia ali, dopo, e verdea um pouquinho com o coro, que metia sal, pevero e azeu. Mas comecei a temperar a vaca viva? Para comprar bicho. Gente, vocês não imaginam o que foi para mudar a mentalidade das pessoas. Então eles compravam o mineral, mas que dê um cuchareto depois de sobremesa. Olha. E onde precisa 50, às vezes 100 gramas, conforme o mineral, precisa 50, 100 gramas por dia um animal desses aí, né? Então, e que teria latte. E na outra coisa que fez, a vaca tão desidratada, Cláudio, que eles pegavam o couro da vaca com alicate. Marinho, com alicate. O Marinho fazia isso aí. O Marinho destacar o couro da vaca. Destacar o couro. E tudo isso eu presenciei, que hoje praticamente ninguém vê isso durante a vida. Então eu tenho assim um sentimento ruim de ter visto, mas ao mesmo tempo de ter contribuído para que essas pessoas enxergassem de maneira diferente. Exatamente. Sim, era uma loucura. Io è nata roba, Carapati e Berne. É assunto para uma live inteira. É uma loucura. É ou não é? É assunto para uma live inteira. Polésio, você tá? Sim, eu aqui contigo também, né? Essa cultura italiana, né, Cláudio, o Paulo,
não podemos nunca esquecer. Não. Uma vez era a minha avó, meu pai servindo o exército, a minha avó foi presa porque ela disse para o soldado buongiorno. Sim, ela foi presa. Foi presa, ficou mais de 1 hora na cadeia e até que tiraram ela uma vez. Disse buongiorno, tempo do Getúlio Vargas. Era proibido falar italiano. Era proibido. Né? E a minha nona, la magrin, la estata, presa e o meu país servindo o exército. Paga ela Olha conta. só. E hoje, quem sabe falar italiano praticamente viaja à Europa. Né? É uma língua que lá é espalhada por todo lugar. Graças pelo convite e um grande abraço. Patrick Sivinisti. O Valdir e o Clide, vocês moram no meu coração. A tutti quanti struconasso! Tem cobra, tem que me babando isso. Também vocês pelo elogio, muito obrigado. Foi um prazer. Não sei Foi um se prazer. A gente merece, mas muito A obrigado. a gente aprende muita coisa com gente assim, fica muito gostoso, né? Tá? Muito bom. Essa é a parte boa. Cada um fazendo a sua parte, fazendo o que sabe. Agora vamos oferecer para os irmãos troianos lá. E avanti qua. Vou oferecer lá que estão lá na Itália escutando a gente. Opa! Então Bem, vamos fazer. a me, da parte qua, ringrazio a Claudio e alla Mecal, ringrazio a Valti che si venesti e a tutti gli altri che si casa, che vi accompagnano. Scusami se sta sul bacán, ma è così proprio. È assim che funziona quando si fa al vivo, né? Euclide, ecco. E allora un ringraziamento speciale, chissà più avanti, non siamo di pareggiarsi di un posto adesso, più avanti qua, dentro di 2 mesi saremo di un posto più grande, meglio. Vedrei cosa che viene fuori, no? Allora si invitai per venire ancora, va bene? Ma Pipicinin che lei de pista si anima. Ecco allora. Come un salone de baile, se le pieghe, le piccinine, è buono il baile. È buono il baile. Femo qua la per finire. La castagnola. Che Alla castagnola! Apri la gaita, gaita. Ela chegou com o circo, sedilhava a castanhola, era morena bonita, era meiga e era espanhola, tinha os olhos cor da noite e os lábios cor de cereja. Seu rosto tinha beleza de uma tarde sertaneja. Quando a viu cheia de graça, na volúvia do bailado, ele cheio de esperança, ficou logo apaixonado. Um dia se decidiu, ela tem sido meu mar. Vou dizer que a quero muito, vou declarar minha final. Obrigado, gente!